Punto.it. Vorrei essere chiaro, ho semplicemente detto che siccome il decreto prevede, il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede il sentite le regioni, siccome non c'è stato nessun modo di sentirsi in quella notte, noi abbiamo chiesto semplicemente quale fosse la base scientifica per valutare i nostri 3 cluster, Treviso, Vicenza e Padova. E visto e considerato che i nostri tecnici dicono guardate che soprattutto su Treviso e Venezia, scusate, Treviso, Venezia e Padova, su Treviso e Venezia i cluster non sono della popolazione ma sono ospedalieri, cioè c'è un malato che ha contagiato ricoverati e sanitari e quindi si sono creati dei cluster fra l'altro all'interno dell'ospedale che sono sotto controllo e se non ricordo male oggi ad esempio su Treviso si dovrebbe ripartire con la geriatria risanata. Tutto qua, non abbiamo assolutamente nessuna ribellione in corso, non abbiamo mostrato i muscoli e mi spiace che qualcuno voglia sempre leggere ogni interlocuzione in questa maniera. Del resto io le ho già provate queste cose perché quando mi sono permesso di dire un mese e mezzo fa, sono stato il primo penso a dirlo, pensiamo all'isolamento fiduciario degli studenti che arrivano dalle zone infette, sottolineo infette, non ho detto da tutta la Cina, l'ho anche scritta sta roba assieme ai colleghi governatori. Per il rientro nelle scuole, apriti cielo, mi è stato detto che questo è un atto di ghettizzazione, di razzismo, di limitazione della libertà. Vedo che oggi tutti parlano di isolamento fiduciario, quindi molto probabilmente, come si dice, invito a qualcuno di evitare di fare lezioni quando l'altro ieri erano dall'altra parte della barricata. I veneti intanto debbono rispettare le regole. Io vivo in zona rossa, arancione, insomma vivo a Treviso. Vivo in provincia di Treviso e i trevisani hanno visto ieri sera da noi le case, i negozi, i bar, i ristoranti erano tutti chiusi alle 6. Vorrei ricordare ai cittadini italiani che noi veneti non siamo rompiballe, ma da noi funziona così. Se tu fai una legge noi la vogliamo rispettare, se la legge non è chiara ti rompiamo le scatole finché non ci dici cosa dobbiamo fare. Questa è stata l'unica cosa che hanno detto i veneti ieri. I veneti vogliono sapere dove possono andare, dove non possono andare, vogliono sapere se le merci delle aziende possono circolare oppure no. Il governo ieri sera finalmente ha fatto una direttiva perché il decreto era incomprensibile e nessuno mi può smentire su questo e finalmente sappiamo cosa possono fare i cittadini e cosa non possono fare. Un appello, siccome molti mi scrivono, penso migliaia, e io cerco di leggere abbastanza i messaggi, vedo che molti sono preoccupati perché non capiscono che attività possono fare. Le attività non debbono restare chiuse, le attività devono solo rispettare nel dubbio il droplet, cioè la distanza di 1 metro. Quindi il barbiere, non so, mi ha scritto un barbiere e mi ha detto ma io domani posso aprire, perché oggi è lunedì, domani dovrei aprire. Certo, non è vietato l'attività della cura della persona, nel decreto non si vieta questo, però devi fare in modo che i tuoi clienti siano separati ed eventualmente fare in modo che insomma, ci siano delle attività non di contatto. Dopodiché immagino che il governo aprirà anche un sito per le FAQ, no? Per le domande frequenti e ci sia qualcuno che risponde. Va la mia piena e totale solidarietà al collega Attilio Fontana e a tutta la sua squadra. L'ho detto anche stamattina, non è escluso che addirittura il virus abbia avuto delle mutazioni anche diverse da zona a zona, perché questa è un'altra delle teorie sulle quali si sta lavorando. I lombardi stanno facendo un lavoro strepitoso e vivono una situazione di difficoltà e noi siamo qui, se serve, anche per aiutarli. Rispetto ai dati nostri vi dico che noi abbiamo un piano per le rianimazioni assolutamente oggi straordinario, perché non vogliamo, noi abbiamo di base 450 posti di rianimazione in Veneto, nei nostri ospedali. Non vogliamo comprimere l'attività ordinaria, che già è messa a dura prova, perché vi ricordo che le rianimazioni in Veneto non è che uno dice 450 posti per il coronavirus, oggi ne hai solo 51, quindi ne hai ancora 400. No, 400 sono quasi totalmente occupati da trapiantati, da quadri clinici pesanti, da politraumatizzati, incidenti stradali, da oncologici che hanno avuto magari delle operazioni importanti. Quindi noi dobbiamo anche garantire la cura dei cittadini che comunque continuano ad affluire nei nostri
ospedali. Noi facciamo 60 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, non è un on-off, spegniamo la luce su queste prestazioni e andiamo avanti con altre. Per cui è fondamentale dire questo. Ditelo ai veneti che oggi abbiamo la prova provata intanto di una sanità che funziona, e questo va diretto a tutti quelli che hanno tentato di screditare la nostra sanità in questi ultimi mesi. 2, che tutto quello che vi sto dicendo noi lo stiamo facendo con la sanità pubblica, perché come ho sempre sostenuto io, noi non abbiamo mai ceduto ai privati la sovranità della gestione pubblica della sanità, non abbiamo mai fatto scelte per cui abbiamo dato ai privati degli interi settori, tanto è vero che stiamo gestendo tutto col pubblico, quindi il mio ringraziamento va a tutti i nostri operatori. I privati non sono un problema, se avremo necessità in un momento di crisi estrema cercheremo di attivare collaborazioni anche con loro, magari con pazienti che hanno bisogno di una protesi a un ginocchio urgente piuttosto che altre attività ospedaliere, ma di certo il coronavirus è affrontato tutto nel pubblico, con un pubblico che sta dimostrando di performare bene. Non è stato Rieccoci in diretta, queste le parole di Zaia. Sappiamo che a Marghera è in corso all'unità di crisi la videoconferenza tra il governatore, insieme ai colleghi Fontana e Bonaccini dell'Emilia Romagna, con il capo della protezione civile Borrelli, con il ministro Boccia, affari regionali, e il ministro Speranza della salute. Allora, ci è venuto a trovare, lo ringraziamo, l'avvocato Stefano Pietrabon. Buonasera a tutti. Buonasera. Quindi con lui torniamo a parlare di un altro fronte importante, che è quello della giustizia, appunto, con tutte le novità arrivate ovviamente sulla questione coronavirus. Allora, intanto ricordiamo cosa accade nei tribunali. Dopo un rincorrersi di voci e di notizie in parte infondate, è stato emanato un decreto legge, il numero 11 di ieri, pubblicato tra l'altro ieri molto tardi in serata, che ha sospeso sostanzialmente tutta l'attività giudiziaria da oggi sino al 22 marzo, quindi in buona sostanza le udienze, per farla un po' semplice. Poi in realtà il decreto è molto più articolato, perché prevede disposizioni per numerose altre attività che non sono quelle strettamente di udienza. Pensiamo solo al problema carcerario e altre misure volte appunto a contenere, diciamo, la possibilità di contatti e quindi di diffusione del contagio. Ad oggi, dal 9 al 22 marzo, sono sospese d'ufficio, quindi senza neppure alcun tipo di trattazione, tutte le udienze civili e penali, con alcune eccezioni naturalmente. Poi che accade? Il decreto, ripeto, non dice nulla del seguito, o meglio, decreto numero 11 in combinato disposto, comunque letto insieme con i provvedimenti che sono stati emanati nei giorni scorsi, prevede che ciascun ufficio giudiziario a livello circondariale, quindi il tribunale, adotterà delle iniziative volte a limitare l'attività giudiziaria, coordinandosi con l'autorità superiore, quindi con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, sempre con la finalità di cui abbiamo detto, ma non prevede un blocco totale dell'attività. Nel frattempo le leggo questo lancio d'agenzia. La Corte Costituzionale, riunitasi oggi, ha deliberato di rinviare a nuovo ruolo le cause fissate per le udienze pubbliche del mese di marzo 2020 e anche la convocazione degli esperti prevista per il 23 marzo. Le cause rinviate verranno trattate entro l'estate, in aggiunta all'ordinario carico di lavoro programmato. Proseguono invece le altre attività della Corte, quali ad esempio l'approvazione delle motivazioni delle decisioni già adottate e la trattazione delle cause che non richiedono la discussione in udienza pubblica, lo ha reso noto l'ufficio stampa della Corte Costituzionale. Questo va in linea un po' con quello che si è detto. Questa possibilità di muoversi diversamente da ufficio a ufficio, da tribunale a tribunale, cosa comporta? Insomma, non era la cosa ideale forse? Diciamo che gli operatori della giustizia, come tutti, non solo noi ovviamente, ma hanno bisogno di una qualche certezza, perché l'attività giudiziaria, sia sul versante
magistratuale, sia sul versante forense degli avvocati, ma di chiunque operatore, i consulenti, i testimoni, hanno bisogno anche un po' di programmare le loro attività e anche in funzione di quelli che sono gli interessi sottesi alle attività giudiziarie, perché vi sono alcune cause, alcune udienze che implicano delle problematiche particolarmente delicate, quindi ovviamente si auspica una sempre stringente collaborazione e scambio di informazioni tra i vari protagonisti dell'attività giudiziaria. La vita, il quotidiano di voi avvocati come sta cambiando in queste settimane, in questi giorni? Beh, io questa mattina ero in tribunale, sì, chiaramente... Ci può descrivere un po' il tribunale in questa mattinata? Beh, il tribunale, diciamo, è sostanzialmente vuoto, perché espletati i rinvii d'ufficio delle udienze fissate per oggi, ovviamente senza sostanzialmente avvocati, senza testimoni, senza operatori, era fondamentalmente vuoto. Da parte del personale della cancelleria ci sono stati degli atteggiamenti, diciamo, non sempre improntati al rispetto delle funzioni. Ecco, questo lo devo dire. Ci sono state delle prese di posizione con parole anche abbastanza così un po' pesanti nei confronti del ceto forense, quasi che il ceto forense acceda agli uffici giudiziari così, per ingannare il tempo, quando in realtà io credo che la maggior parte di noi, io parlo ovviamente per la categoria a cui appartengo, con senso di responsabilità ha limitato al massimo l'accesso agli uffici. Alcune espressioni che ho sentito questa mattina non sono risultate molto gradite. Nel senso che avrebbero preferito che non andaste in tribunale, questo è il concetto? Sì, il concetto è quello, di non farsi vedere in giro. Certe cose potevano essere anche espresse con altre forme, magari ricordando agli avvocati di limitarsi alle attività urgenti, fermo restando che la sospensione riguarda evidentemente solo l'attività di udienza. Nulla è stato o meglio, non è stato stabilito un blocco totale per l'accesso alle cancellerie, ma è stato solo regolamentato in modo da limitare appunto e contingentare l'accesso degli avvocati agli sportelli. Nei giorni scorsi abbiamo sentito il procuratore capo di Treviso della Costa, insomma, che parlava di questa necessità, di queste misure, dicendo insomma non dovrebbe avere comunque delle ripercussioni. Lei cosa dice? Beh, non dovrebbe avere... Allora, io conosco non solo il Tribunale di Treviso. Il Tribunale di Treviso oggi come oggi conosce i rinvii ordinari delle udienze penali di anche 12 mesi. 8, 10, 12 mesi di rinvio da un'udienza all'altra di processi, diciamo quelli che non hanno problemi particolari contro detenuti o altre questioni di urgenza. Rinviare 2 settimane di udienza, queste 3 settimane della disposizione del decreto 11, non comporterà un particolare aggravio. Certamente, se già i ruoli delle udienze sono così pieni da non consentire rinvii più spediti, tutti questi processi non andranno che accumularsi sul ruolo già carico, per cui che non abbia particolari conseguenze diciamo è un po' prematuro dirlo. Ecco, si auspica che tutti, come gli avvocati e quindi anche i magistrati, con senso di responsabilità si cerchi di recuperare quelli che sono fondamentalmente tempi persi per la giustizia. Da avvocato a avvocato, adesso abbiamo al telefono, confermatemi, vedo acceso la parola telefono, quindi dovremmo avere al telefono l'avvocato Carola Irneri, se non sbaglio. Buon pomeriggio, buonasera quasi. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Avvocato veneto, perché è di Cortina d'Ampezzo, se non sbaglio. Triestina, vissuta a Cortina e ora lavoro a Milano. Lavora a Milano, peraltro in uno studio tra i più importanti, lo studio Grande Stevens, se non sbaglio. È vero? Esatto, benissimo. Sì, ho questa fortuna. È uno degli studi più importanti, insomma, a livello nazionale e non solo, e che lavora a Milano. Quindi ci può dare un po' la situazione di come si sta vivendo anche a Milano. Se la situazione in Veneto è certamente particolare, e non saprei che altro termine usare, di forte disagio, non oso immaginare com'è la situazione a Milano. Ci può raccontare com'è la vita quotidiana ma anche il lavoro a Milano in questo momento?
Guardi, allora, per quanto riguarda la vita quotidiana, logicamente è ridotta al minimo. Adesso stanno facendo anche dei controlli le pattuglie, per cui fermano la gente che cammina, che passeggia, che sta in macchina, chiedendo per quale motivo si stanno muovendo anche all'interno della città e fornendo loro eventualmente l'autocertificazione da compilare per giustificare gli spostamenti anche all'interno della città. Quanto alla vita lavorativa, io mi trovo in studio, però stiamo predisponendo tutte le misure per consentirci di lavorare al meglio con accessi remoti e da casa, perché appunto è molto incentivato lo smart working, come voi ben sapete. Il Tribunale di Milano, io non faccio un'attività giudiziale, premetto, però ovviamente sono informata, e il Tribunale di Milano ha sospeso attualmente anche la ricezione degli atti, salvo che atti urgenti, fino al 3 aprile. L'orario di apertura al pubblico è ridotto dalle 9 alle 10:30, questa è un'ordinanza, comunicazione che è stata adottata poco fa, o comunque insomma nella giornata odierna. E anche noi appunto abbiamo il periodo di sospensione di 15 giorni di tutta l'attività, salvo appunto udienze urgenti e quelle che non sono ovviamente rinviabili. Quindi questa è la situazione da un punto di vista più lavorativo, posto che poi lei può immaginare che tutte le riunioni sono saltate, l'avvocato non può andare a Roma, non si può spostare, insomma sono tutte delle grandi scomodità comunque. E quanto alla vita quotidiana è ridotta al minimo, cioè davvero supermercato, casa, lavoro al massimo, di più non si può più fare. E poi peraltro lei è una, diciamo così, è il caso di una friulana veneta, diciamo così, che lavora nell'altra regione, quindi non può nemmeno tornare, diciamo, se volesse. Quindi immagino ci sia anche questa distanza magari un po' particolare con la famiglia, non lo so, senza entrare ovviamente nel suo intimo. Io invece qua le dico una cosa e la ringrazio per questa domanda, perché io in realtà sono residente, attualmente risulto residente a Cortina, quindi diciamo che se io proprio volessi potrei per motivi di residenza andarmene in un'altra quasi zona rossa, poi direi, perché è sempre Veneto, e il Veneto è stato colpito più o meno tanto quanto la Lombardia purtroppo. Certo. Però io non lo faccio perché ho paura per i miei genitori, cioè comunque è vero che io magari me lo potrei prendere questo virus e non stare malissimo, ma i miei genitori che hanno quasi o poco più di 60 anni potrebbero invece stare male. Quindi io dico, me ne sto volentieri a Milano, evitando di avere contatti sociali, perché rischio di fare del male a persone più anziane. E comunque effettivamente, per dire, nel Lazio attualmente io non mi potrei spostare, perché chiunque viene dalla zona rossa nel Lazio hanno approvato un'ordinanza per cui si deve mettere in quarantena, deve darne comunicazione, certo, e poi mettersi in quarantena. E questo è importante quello che ha detto, insomma, anche il senso di responsabilità che bisogna avere in questi giorni, anche perché adesso farò vedere dei numeri abbastanza indicativi che sono arrivati dalla Regione. Grazie allora, grazie all'avvocato Carlo Erneri per la sua testimonianza da Milano. Buon lavoro, insomma, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Allora, torniamo fra pochissimo con l'avvocato Pietro Bon, ma solo perché l'avvocato Erneri parlava appunto di, è vero che noi giovani ci ammaliamo di meno, attenzione, c'è un dato che ci arriva dalla Regione, mentre nel frattempo ci sono 93 casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, più 36 da ieri sera. Come preannunciato dal Presidente Zaia nel punto stampa di questa mattina, sono arrivate le tabelle relative alla ripartizione per età dei positivi e dei positivi ricoverati. Allora, le guardiamo insieme perché sono abbastanza indicative. Allora, eccola qua. Distribuzione per età dei 744 casi risultati positivi, aggiornamento delle 9 di questa mattina, fra poco ci sarà evidentemente il bollettino. Guardate la fascia più scura, 9,16%, è quella sopra gli 85 anni. Ma c'è una fetta di positivi che rientra in un'altra fascia, ed è la fascia, se non sbaglio, 45-64 anni, un'altra non piccola, 17,52%, che riguarda la fascia 25-44. Stiamo parlando di casi positivi, ma la maggior parte dei casi sono asintomatici, ma è per far capire, adesso vediamo nelle cifre, eccolo qua.
014 11 15 24 23 casi positivi, 25 44 130, 45 64 283, 65 74 107, 75 84 122, più di 85 anni 68. Questo per far capire come diceva Zaia questa mattina, non è vero che diventano positivi solo gli anziani. Negli anziani l'effetto, magari con patologie, l'effetto può diventare letale, come abbiamo visto, o molto grave. E queste cifre, teniamole un attimo, vi fanno capire l'importanza di evitare di espandere il contagio, perché un 23enne o qualcuno, insomma, giovane, anche fino ai 40, 50, 60 anni, che magari diventa positivo, magari non lo sa, può contagiare un anziano magari con patologie, e quindi questo può essere molto grave. Allora, Luca Zaia, e poi torniamo dall'avvocato Pietro Bonna. O meglio, di PCM, che andrà a sostituire quello che scadrà nel 3 aprile. È anche vero che continuo a dire che è fondamentale che si adottino norme e restrizioni uguali da nord a sud, visto e considerato che la macchia di leopardo, come quella alla quale siamo abituati in queste settimane, non dà i risultati che dobbiamo avere. Ecco, gli altri governatori sono della stessa linea? Ci sono state delle richieste diverse in qualche modo o sono unite? Guardi, gli altri governatori hanno confermato la mia posizione, nel senso che è una posizione chiara. Peraltro ho posto anche la questione sulle piste da sci. Noi abbiamo la disponibilità di chiusura, tanto è vero che si avvierà la chiusura, l'impiantistica sciistica, ma non tutti, non la quasi totalità, c'è ancora forse 2 o 3 gestori che ci stanno pensando. Ovvio, la norma oggi non prevede la chiusura degli impianti sciistici, per cui è ancora un aspetto volontario. Abbiamo chiesto che anche su questo si faccia chiarezza, visti gli ammassamenti che si stanno creando, viste le proiezioni che abbiamo rispetto ai potenziali malati che potrebbero finire in ospedale in terapia intensiva. Presidente, ultima domanda, poi la lasciamo andare. Potrebbero esserci dei cambiamenti, delle novità nei prossimi giorni, o tutto resterà di questa linea? Guardi, io ho l'impressione che rispetto all'alleggerimento di restrizioni decisamente no, di inasprimento non lo escluderei. Grazie, grazie. Ecco, avete sentito le parole del governatore Zaia, non so se siate riusciti a sentirle interamente. Ovviamente non potevamo stare vicini, come avete visto abbiamo adottato anche noi la distanza di sicurezza. Sì, ti volevo solo chiedere, sì. Ho perso probabilmente i primi 2 minuti, ci puoi fare allora un riassunto? Abbiamo sentito cosa ha detto sui comprensori sciistici, anche sulle misure. Ci fai un riassunto esattamente di quello che ti ha detto, per capire cosa è stato deciso o comunque cosa è stato comunicato in questa videoconferenza? Allora, fondamentalmente di deciso non c'è nulla, perché perché le linee, come avete sentito anche dall'ultima domanda che è stata posta al governatore Zaia, al momento sono queste, e eventuali modifiche non dovrebbero essercene. Certo è che il governatore Zaia insieme agli altri 2 governatori hanno chiesto insomma di cercare, hanno fatto presente quali sono le situazioni, anche proprio toccando situazioni alla mano e richieste che sono state fatte poi ai singoli governatori da parte ha fatto l'esempio dei barbieri che possono chiudere o meno, tenere determinati orari, quindi cercare di capire come comportarsi, quali possono essere le disposizioni insomma da prendere in tal senso, come cercare di trovare un punto d'accordo mano a mano che si va avanti nel fronteggiare questa situazione. È un punto che sappiamo verrà un incontro, un appuntamento che verrà effettuato quotidianamente nel primo pomeriggio, quindi mano a mano potrebbero insomma emergere anche altre questioni. Certo è, al momento, come ha proprio ribadito il governatore, queste sono le misure, queste restano. Benissimo, grazie Ilaria Marchiori per l'aggiornamento, poi magari allora risentiremo la intervista integrale appena pronta. Grazie a Ilaria Marchiori. Allora, avvocato, torniamo al settore. L'avevo chiesto anche, l'ho detto prima, insomma,
Ci sono svariate opinioni su cosa, se ci saranno o meno delle ripercussioni con questa sospensione. E il vostro rapporto con i clienti come cambia? Come è cambiato in queste settimane, per esempio? Beh, non è facile. Inquietudine da parte loro, immagino. Ma inquietudine, diciamo che il cliente non sempre, per quella che è ovviamente l'esperienza mia e degli altri avvocati che lavorano nel mio studio, non ho un'esatta percezione, non dico della pericolosità del fenomeno, ma della portata delle disposizioni che vengono emanate e delle ragioni che ne stanno alla base. Per cui il cliente a volte è più preoccupato della conseguenza di un ritardo nella definizione della sua causa, del suo processo, che non dal significato che i provvedimenti sin qui emessi hanno, delle finalità, diciamo, di tutela della salute complessiva. Per cui l'avvocato oggi, come però sempre accade, si trova a fare da mediatore tra la spinta, l'istanza, diciamo, di giustizia che viene dalla clientela e il sistema di giustizia che ha le risposte che ha in un sistema come il nostro, dove sappiamo il sistema giustizia è sempre, non dico vicino al collasso, ma certamente presenta dei deficit di funzionalità abbastanza importanti. Approfitto di lei che è uomo di legge per tornare ad esempio alla sanzione, no? Ci spiega esattamente cosa prevede l'articolo 650 del codice penale, che sostanzialmente è la sanzione, la violazione di questo articolo porta alla sanzione per chi dovesse violare appunto lo spostamento da provincia a provincia se non ha la certificazione o se appunto viene scoperta che la sua motivazione non è quella data. Sì, la disposizione che lei mi ha citato prevede, a titolo di contravvenzione, una sanzione di natura penale, una disposizione di carattere molto generale. E chiunque, adesso mi costringerebbe, ma vado a memoria, chiunque contravviene l'ordine dell'autorità. Quindi qualunque comportamento, non solo di natura volontaria, dolosa, ma anche di natura colposa, che contravviene questi ordini, è sanzionata nei termini previsti, normalmente con una sanzione di tipo pecuniario. È una norma però di portata talmente vasta che può avere delle ricadute notevoli. Diciamo che, parlando sempre di senso di responsabilità, non si vorrebbe che questa disposizione, che è in sé comprensibilissima e fondamentalmente giusta, comporti un aggravio del carico giudiziario. Potrebbe poi portare a questo, dice lei? Ma adesso lo si dice quasi per paradosso, però certamente io credo che se l'autorità di controllo di pubblica sicurezza svolgesse delle verifiche a tappeto sul rispetto delle norme del DPCM e del decreto del Consiglio, che è ha la stessa valenza, avremmo un carico di migliaia, io credo, così, conoscendo la scarso senso di disciplina del popolo italiano, penso che decuplicheremmo i carichi giudiziari. Speriamo che non sia così, speriamo che non ce ne sia bisogno. Poi peraltro abbiamo sentito il prefetto prima, insomma, dire è chiaro che ci saranno i controlli a campione. Voglio sperare, e la speranza è che appunto ci sia questo senso di responsabilità. Peraltro la direttiva del Ministero dell'Interno dice la sanzione per chi viola la limitazione degli spostamenti è quella prevista in via generale dell'articolo 650, salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave, quale quella prevista dall'articolo 452, delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica. Credo che questo sia il caso di chi sia positivo. Di chi sa di essere esatto. positivo o anche solo scusi se non volevo interrompere, ha la consapevolezza di aver frequentato ambienti, pensiamo, come ha sottolineato più volte il governatore Zaia, che ha rimarcato il fatto che il cluster, diciamo, che riguarda la provincia è soprattutto l'ambiente ospedaliero. Chi ha frequentato l'ambiente ospedaliero deve sapere che può aver contratto il virus con una probabilità
infinitamente superiore Certo. a un operatore di giustizia. In quel caso chiaramente la situazione è molto più grave, chiaramente. Sì, diciamo che questo consideriamo un ammonimento. Però abbiamo visto per esempio a Codogno, se non sbaglio, quella coppia che era in quarantena che è andata fuori da Codogno per andare a sciare, li hanno beccati e va bene. Io sono un autista di Vo Euganeo che girava col suo autorticolato per il Veneto prima dell'emanazione. Prima dell'emanazione, quindi questo è un po'... va bene, questi sono atteggiamenti, speriamo che siano veramente, che si contino sulla dita di una mano. Tornando al lavoro, insomma, tornando all'attività, lo chiedo un po' a tutti quelli che vengono ospiti qui, lei come la vede? Come la vedo? Io ho preso tutti un si caffè. fanno gli scenari, ecco. Allora, io l'altro giorno ho preso un caffè al tavolino, ovviamente. E c'è preoccupazione da parte di alcune categorie più di altre, perché pensiamo al ristoratore, il ristoratore di fatto non lavora, perché disporre la chiusura dei ristoranti alle 18 significa chiudere tutti quei ristoranti che lavorano prevalentemente alla sera, ma non solo loro, ovviamente. Ecco. Quindi queste diciamo, limitazioni delle attività e conseguentemente anche della produzione si riverbereranno a cascata su ogni altra attività economica. Noi avvocati in questo momento, a parte l'attività di udienza, chiaramente abbiamo tante altre incombenze a cui possiamo attendere, ma anche per noi inevitabilmente si sentirà, diciamo, qualche riflesso sempre. Si spera che i dati del contagio ci dicano che abbiamo finalmente superato questo famoso picco. Il famoso picco, e questa è la settimana cosiddetta cruciale. Non per mettere il dito nella piaga, anche perché insomma quello che la parola d'ordine in questi giorni è si rema tutti insieme, perché è fondamentale essere tutti insieme. Però lei che è uomo di legge abituato alla chiarezza, quel decreto ha a qualche punto secondo lei poco chiaro? Beh, sì, diciamo che i provvedimenti, quelli che riguardano in generale, ma i provvedimenti che riguardano l'attività giudiziaria sinora non brillano per chiarezza. Anche l'ultimo decreto, il numero 11, del decreto legge numero 11, che mi dicono essere di mano di magistrato, presenta alcuni lati oscuri. Io questa mattina ho avuto un colloquio con un magistrato proprio in ordine all'interpretazione su se si deve tenere o non tenere una certa udienza in relazione alla condizione personale dell'imputato, e il magistrato mi ha fornito una lettura diametralmente opposta alla mia. Non ho la pretesa di avere ragione, naturalmente, ma me l'ero letto alcune volte, ma questo non per censurare la decisione del magistrato, ma per appunto sottolineare come anche questo decreto, che si era avuto il tempo secondo me di meditare, però ancora presenta dei punti non chiari. Io sono iscritto a una chat, le famigerate chat di WhatsApp, che praticamente è un florilegio di richieste, di dubbi, di perplessità, e questo, al di là del fatto che forse leggendo meglio alcuni dubbi potrebbero essere chiariti autonomamente, però anche questo è un sintomo di una mancanza di chiarezza da parte dei nostri governanti. Mi sia consentito dire che sono queste le situazioni nelle quali si misura e si pesa il pregio, il valore di chi ha scelto di governarci e di amministrarci. Bene, allora facciamo così, adesso mandiamo un servizio. Io ringrazio l'avvocato Stefano Pietrobon che è stato con noi e ci ha dato questa sua visuale importante per quanto riguarda la giustizia e i tribunali. Vedremo adesso nei prossimi giorni cosa accadrà, sperando davvero che questo picco e questa settimana sia quella più intensa e che si vada a scendere, speriamo, da qui in poi. Grazie davvero. Allora, intanto facciamo vedere il servizio a proposito appunto di situazioni paradossali, il traffico al confine tra Vicenza e Padova dopo l'entrata in vigore delle zone arancioni. Guardiamo. Siamo, come vedete, all'uscita praticamente del casello autostradale di Grisignano, che
il casello al confine tra le province di Padova e Vicenza, perché è il primo casello in pratica che da Padova è già in territorio vicentino. Non ci sono, come vedete, all'uscita dell'autostrada chiamiamoli posti di blocco o comunque controlli delle forze dell'ordine, e come dicevo, Cristian adesso vi farà vedere alle mie spalle il cartello che delimita proprio la provincia di Padova da quella di Vicenza. La strada regionale 11 è la principale arteria che collega le province di Padova e Vicenza. Dalla zona ovest di Padova si entra direttamente nel Vicentino, e a Grisignano, che si trova esattamente al confine, c'è anche il casello autostradale della A4 che verso le 15 presentava poco traffico e nessun controllo o filtro delle forze dell'ordine. Le auto possono circolare e le merci possono essere trasportate da una parte all'altra dai camion. Naturalmente gli autisti e i conducenti devono avere con sé l'autocertificazione prevista, che consente di circolare per motivi ben precisi. Noi abbiamo fatto un calcolo che non ha nulla di scientifico, ma vuole essere solo un indicatore di ciò che ha provocato l'attivazione della zona arancione. In 2 minuti hanno attraversato il confine tra Padova e Vicenza, nei 2 sensi di marcia, 16 veicoli, di cui 4 mezzi pesanti. Un traffico decisamente ridotto rispetto ai periodi di normalità. Stessa cosa, anzi traffico ancora inferiore, anche per buona parte delle altre strade che uniscono le 2 province, magari attraversando il territorio dei colli, e questo sarà probabilmente lo scenario anche per i prossimi 25 giorni. Adesso guardiamo queste immagini che arrivano da Milano e parlano della rivolta a San Vittore. Guardate, adesso lo facciamo anche sentire. Ne abbiamo parlato prima con il segretario del SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria. Ecco i detenuti sul tetto a San Vittore. Questa è una situazione molto molto calda, purtroppo ne vediamo un altro in questo momento. Eccolo qua, addirittura, eccolo qui. Ecco qua. Non ci voleva davvero anche questa situazione. Questa è la situazione di San Vittore a Milano. E attenzione, perché prima abbiamo parlato anche del Veneto. Ecco, abbiamo parlato del Veneto, e una protesta di una quarantina di detenuti è stata inscenata ieri notte nel carcere di Padova per contestare le restrizioni su visite e colloqui introdotte dal DPCM sul coronavirus. Sono state gettate all'aria le brandine delle celle, date le fiamme, le lenzuola, danneggiati anche alcuni tavoli. La protesta è poi rientrata dopo la mezzanotte al termine di una trattativa con il direttore del carcere. Né i detenuti né gli agenti sono rimasti feriti. La bagarre si è scatenata al 4º piano del 2 palazzi. Si tratta, gli autori della rivolta protestavano contro le misure di prevenzione del governo, che ha azzerato le visite dei familiari. Sapete bene che il rappresentante del SAPPE parla però di una protesta strumentalizzata e anche in qualche modo guidata. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, e tutte le misure alternative alle visite si saranno adottate dalla direzione, spiega il dirigente del 2 Palazzi Gianpietro Pregoraro. Ci sarà per tutti la possibilità di accedere a mail, telefonate e anche colloqui Skype. Serve solo un po' di pazienza perché la macchina dell'organizzazione si metta in moto. Il vero problema che sottolineava Capece, il dirigente nazionale del SAPPE, è il sovraffollamento, e quindi il sovraffollamento crea questa situazione davvero paradossale. Rivediamo questa torta, diciamo, inviata dalla Regione, perché è davvero significativa. Distribuzione per età dei 744 casi risultati positivi in Veneto, e attenzione alle percentuali. I casi positivi in Veneto nella maggioranza risultano tra i 45 e i 64 anni. Casi positivi non significa persone per forza ricoverate o in terapia intensiva, ma parliamo di casi positivi. Molti di questi sono asintomatici, lo sappiamo, però sta a significare ancora una volta, ecco, questi sono i dati, 45-64 anni la fascia con più casi positivi, 283, sta a significare ancora una volta l'importanza di evitare il diffondersi del contagio. Ecco perché è necessario attenersi alle regole che sono state decretate. Allora, c'è un altro, eccolo qua, fra poco vedremo anche l'intervista a Luca Zai, di cui abbiamo visto una prima parte, una seconda parte, anzi prima in diretta con Ilaria Marchiori. C'era un'altra cosa che volevo vedere, adesso ve la dico subito alla regia. Ah sì,
Le mascherine a Padova, ovviamente ancora una situazione abbastanza critica sul fronte del recepimento dei dispositivi sanitari. Allora, il servizio sulle mascherine non è ancora, siete sicuri? Va bene, mi dicevano che c'era. Allora, facciamo vedere questo. L'intervista a Daniel Sartorato, presidente del FIPE Treviso, quindi la Federazione dei Pubblici Esercizi, che parla di PCM, del cosiddetto decreto che abbiamo qui, il DPCM, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della poca chiarezza e delle preoccupazioni del settore. Partiamo dai dati. Questo stop quanto vi sta costando? Stiamo soffrendo una mancanza di entrate che vanno al momento da almeno 50% di chi lavora sia a pranzo che cena e quindi ovviamente si trova dimezzato della metà dell'orario di lavoro, a chi invece puntava tutto sulla sera e quindi va almeno 100% perché non ha la possibilità di lavorare. L'altro dato è la confusione in questo provvedimento, perché rischia addirittura di diventare una concorrenza sleale per certe attività. Di fatto si crea questa mancanza di chiarezza, okay? Per cui il decreto è arrivato di notte, ieri era domenica, quindi nel mezzo del weekend che le persone devono capire se possono lavorare, chiudere, eccetera. Il noccio del problema è stato l'asporto, perché poi i nostri associati ieri alle 18 hanno chiuso, però attenzione perché le attività di asporto invece possono lavorare, ricondotte al decreto di ieri, articolo 1, lettera O. Lì si trovano le condizioni per cui l'asporto può lavorare, invece i bar e i ristoranti devono chiudere. Ma allora la domanda dei nostri associati è: ma perché noi pizzerie che magari possiamo fare il solo asporto in realtà non possiamo fare solo l'asporto e dobbiamo chiudere? Quindi lì c'è una mancanza di risposte certe, senza le quali è difficile, ci si deve affidare al buonsenso e alla iniziativa dei singoli, perché chiaramente per noi le informazioni sono state date in maniera talmente chiara e talmente tempestiva che però tuttavia se ci sono delle zone d'ombra quelle vanno chiarite e devono arrivare delle risposte. Quindi voi dite sostanzialmente ci sono pizzerie che fanno anche attività da sport e quindi per questo potrebbero rimanere aperte oltre le 18. In pratica dovrebbero chiudere per quello che si legge dalla lettera N di questo articolo 1, però chiaramente bisogna entrare nella testa di tutti quanti gli associati e dire ognuno dovrà fare le proprie considerazioni sulla base di quella che è la normativa e quello che è il rischio di controlli, sanzioni, eccetera. Ad oggi non ci sono pervenute indicazioni di sanzioni ai nostri associati, anche se i controlli stanno iniziando a tappeto, perché prima era tutto solamente demandato alla polizia locale, in realtà sembra che adesso ci siano controlli da più forze di polizia, con vigili del fuoco, eccetera, prefettura, che alla fine deve garantire il rispetto di questo decreto. Voi come FIPE ai vostri associati che messaggio date intanto? Sono stati inviati 2200 mail, l'ultima è partita all'1:15 di oggi, in cui si invitano tutti ad esporre il cartello obbligatorio che è dietro alle mie spalle, questo con le indicazioni di tutte le misure igienico-sanitarie, lavarsi le mani, che abbiamo detto tutti ormai allo sfinimento, mantenere le distanze, lavarsi le mani, evitare gli abbracci, le strette di mano, eccetera. A quelli non obbligatori, però molto caldeggiati, che riguardano le distanze di sicurezza che devono essere assolutamente rispettate per tutti, pena la chiusura dell'attività. Cioè è questo il noccio, se uno rischia sa che cosa rischia. Ecco, ma ad esempio per quanto riguarda la chiusura delle 18 per chi fa anche attività di asporto, come muoversi? L'indicazione che purtroppo bisogna dare è che deve essere chiuso, cioè alle 18 stop per tutti i pubblici esercizi, bar, ristoranti, pub, eccetera. È questa l'indicazione. Mentre chi fa solo esclusiva attività da sport non appartiene a questo settore, quindi in teoria potrebbe tenere aperto.
Sì, perché è appunto ricondotto a un altro paragrafo che è la lettera O dell'articolo 1, con cui sono attività che non rientrano in tutte quelle già citate nelle lettere precedenti e che non sono attività commerciali di medio-grandi dimensioni e che quindi possono, nel rispetto di 1 metro di distanza, al minimo lavorare, a meno che non abbiano le distanze minime, non abbiano proprio lo spazio fisico minimo, in quel caso lì devono proprio chiudere anche loro. Senta, per ultimo, abbiamo visto che sarà un disastro economico. Voi cosa chiedete alle istituzioni a fronte di questo sacrificio? Sono state fatte numerose richieste, a 3 livelli di concertazione. Il primo è europeo, che è una buona occasione questa per l'Europa per dimostrare se c'è vicina all'Italia e in che misura. Secondo, a livello nazionale, quindi con il governo, sono state chieste misure di chiarimenti, sostegno al reddito, sostegno alle imprese, velocità nei processi di delibera per cui arrivino come sorta di unità di crisi le cose saltando passaggi burocratici per arrivare finalmente all'utente finale quanto prima. E un terzo livello che è quello invece territoriale che sta funzionando in questo momento. Ovviamente, non lo so, sta funzionando, insomma, perché siamo qui nel territorio, abbiamo l'ente bilaterale, abbiamo Fidimpresa che stanno mettendo a disposizione in maniera veloce dei finanziamenti agevolati per i nostri associati, che si sta appunto lavorando per incentivare tutte le misure di sostegno della cassa integrazione in deroga per chi appunto ha dipendenti, si cerca di far fruire subito le ferie permesse in maniera da poter attivare quanto prima. Però la preoccupazione è che è solo ieri che è entrato questo decreto e abbiamo davanti quasi un mese, che è tantissimo. Per cui la domanda è necessario arrivare al 3 di aprile o si può fare un passo per passo e fare un focus della situazione a metà, fra 10 giorni, alla fine di questa settimana, perché il 3 di aprile è molto in là e quindi facciamo un sacrificio tutti se c'è da fare, però se è strettamente necessario e anche in considerazione di aggiornamenti continui su come sta andando l'evoluzione di questa epidemia. Così Dania Sartorato della FIPE, rispetto a quanto detto io sulla questione della sport, io vi rimando però a quanto ci ha riferito Paola Roma, che era il sindaco di Ponte di Piave, che è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, in contatto con il prefetto, ci ha detto: sentito il prefetto, in attesa che si raccolgano i quesiti e si provveda con ordinanza regionale, l'interpretazione, dice, è che l'asporto, anche kebab, rosticceria, gelateria, è consentito, come diceva Dania Sartorato, a condizione che non ci sia la possibilità di consumo in loco, e le pizzerie ed eventualmente altri locali di questo tipo dove normalmente mangiate, dopo le 18 possono solo fare asporto. Possono però solo fare asporto, quindi credo che l'interpretazione corrente sia quella di poter tenere aperto solo come asporto. Questo viene dalla prefettura come indicazione, insomma come interpretazione. Il problema è che non c'è ancora una chiarezza su questo, è questo il grosso problema, evidentemente. Una chiarezza importante, perché molti ci state chiamando ancora, e lo ribadiamo ancora una volta, questa autocertificazione, magari la rivediamo in onda, il modulo, diciamo, che i comuni hanno mandato, l'autocertificazione, deve essere utilizzata anche perché si sposta all'interno della zona, non solo tra, eccola qui, non solo tra provincia di Venezia con provincia di Treviso, oppure Treviso con Padova, eccetera, anche all'interno della stessa zona, arancione, definita arancione, deve essere utilizzato, quindi dovete averlo tutti quanti, quelli che si trovano, parlo nelle 3 province, Padova, Treviso e Venezia, dovete averlo tutti in auto insieme, evidentemente magari anche a una dichiarazione del datore di lavoro per quanto riguarda il lavoro, però in questa autocertificazione serve per tutto lo spettro, diciamo, delle possibilità: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute oppure rientro presso il proprio domicilio. Si utilizza, o ce l'avete voi o ve lo fornirà la polizia locale, i carabinieri, la polizia, insomma chi eventualmente vi controllerà,
vi farà firmare questa autocertificazione. È necessaria anche all'interno della stessa zona. Anche all'interno della stessa zona. Perché? Perché bisogna appunto muoversi per motivazioni, insomma, chiare, per motivazioni chiare. Tra un comune e un comune, ad esempio, no? Tra Mogliano e Casale, tra Mogliano e San Biagio di Callalta, parlo della zona di Treviso, insomma, tra comune e comune bisogna all'interno della zona gialla avere anche questa autocertificazione. Allora, torniamo a noi, sì, allora, torniamo alla questione prettamente sanitaria con l'approvvigionamento di mascherine, come sapete esaurite in tantissime parti, quasi dappertutto. Allora, vediamo a Padova la situazione oggi. Allora, questa rimane a me. La gente, devo dire, entra un po' poco per volta. Abbiamo messo dei provvedimenti con delle catenelle davanti al banco in modo che non si avvicinino in maniera eccessiva, in modo che la distanza sia di 1 metro. E i cartelli di avviso alla clientela di tenere le distanze dal metro, il gel per pulire le mani. Noi da oggi che stiamo cominciando a usare la mascherina e i guanti. Mascherine, guanti e catenelle per garantire le distanze di sicurezza. Le farmacie sono in prima linea in questi giorni di emergenza. Siamo il primo punto a cui si rivolgono, il primo punto sanitario a cui si rivolgono il cittadino, perché è un punto aperto e disponibile, e devo dire che la settimana scorsa erano aperti 24 ore su 24 per tutta la settimana, per cui sì, siamo il punto più vicino al cittadino in questo momento. Io capisco che sia il medico che nei pronto soccorsi la situazione deve essere abbastanza difficile, specialmente negli ospedali. E il medico bisogna che il paziente telefoni al medico, questo lo capisco anche perché se si presenta in ambulatorio ovviamente a quel punto infetta tutte le altre persone che sono presenti. Nelle scorse ore sono arrivate delle piccole scorte di mascherine, le famose FPP2 che sono più protettive delle classiche 3 veli, più difficile trovare invece disinfettanti spray o gel igienizzanti per le mani. Non è semplice perché i gel a base di alcol non si trovano facilmente, si trovano a spot, un po' sì, un po' no. Quelli ad esempio confezioni da litro, da mezzo litro fanno fatica ad arrivare, ad esempio a me dovranno arrivare settimana prossima. È un po' una situazione non semplice, come anche le mascherine non si trovano. Adesso questa io addosso una FFP2 che però sono introvabili e dovrebbero arrivare però delle mascherine 3 filtri però con peso piuttosto alto, a 40 grammi invece che 25 grammi. Comunque è anche vero che dicono che la mascherina dovrebbe essere usata solo da chi sta male, però per prevenzione la usiamo comunque. Allora, così la farmacista di Padova. Nel frattempo diamo uno sguardo anche al Friuli Venezia Giulia, lo dicevamo prima, lo ribadiamo adesso, dalla pagina del Piccolo di Trieste, 36, allora salgono a 93 i casi in Friuli Venezia Giulia, 19 le persone ricoverate in ospedale e la Slovenia annuncia i controlli ai varchi. 36 le nuove positività accertate rispetto a ieri, registrate oggi dal sistema sanitario regionale. Da mercoledì scatta la chiusura di tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. Intanto, entro 48 ore, il paese confinante chiuderà i piccoli valichi per esercitare controlli sanitari alla frontiera con l'Italia, sia con agenti di polizia che con personale medico. Fra poco magari ci collegheremo in diretta telefonica oppure vediamo se riusciamo a collegarci con Marco Stabile da Trieste. È in corso sentiamo allora, è in corso la conferenza stampa di Massimiliano Fedriga. Allora vediamo se riusciamo a intercettare qualche passaggio. Ovviamente essendoci questo caso c'è aspettate un attimo, abbiate pazienza. Era ricoverato in medicina, quindi è chiaro che c'è un lavoro di blocco delle ammissioni, di intervento di semplificazione di tutte le procedure ovviamente che sono indispensabili. Sicuramente a Trieste un impatto importante è stato dato dalla vicenda di Carserena, questo è evidente, ma ci sono molte altre situazioni. Abbiamo visto che i casi sono saliti a 53, quindi è evidente che c'è un fenomeno
che va affrontato, però visto che abbiamo scelto sempre questa linea, no? Quella di non essere né in qualche modo superficiali né dall'altra parte di giocare con un allarmismo, al di là dei dati io vi invito sempre, e anche io colgo l'occasione per ringraziarvi per il lavoro importante che state facendo, perché lo stiamo facendo insieme. C'è il dato della positività, che è sicuramente un dato e un indicatore importante, però l'altro indicatore importante riguarda i ricoveri ospedalieri e la condizione dei ricoveri ospedalieri. Se voi vedete i ricoveri ospedalieri di oggi raggiungono una decina, non ci sono delle condizioni critiche, i due dati riguardavano le intensive, una delle intensive è l'operazione che è stata fatta dall'ospedale di Cremona questa notte, quindi il dato da monitorare ovvio è complessivo, ma l'importante è anche guardare il ricovero ospedaliero, perché il meccanismo della contumacia dell'isolamento è un altro di quegli elementi sui quali noi auspichiamo che il decorso ci porti ad un esito che sta cominciando ad arrivare. Io ho dato adesso preciso delle persone in uscita, non ce l'ho, ma cominciamo a registrare delle persone in uscita dalla condizione di isolamento, e questi sono elementi positivi che devono essere raccontati alla nostra gente. Scusi, ha qualche dato sulle terapie intensive se verrà volontà che il governo ha fatto molto di... L'ho detto diverse volte anche in aula, noi abbiamo tre piani sulle intensive, adesso a memoria 81, anzi non a memoria, guardate, 81, 7, 92, 30, 101, 44, questi sono i nostri tre piani dei posti letto delle terapie intensive, col secondo numero che è dedicato ai Covid. Quindi noi abbiamo questi tre piani che stiamo modulando, ed evidentemente questo ha a che fare con le altre cose che dicevo prima, perché se tu fai delle attività di un certo tipo, la limitazione dell'intramedia è uno degli elementi che sono già stati assunti, cioè ci sono diverse Giulia, con l'assessore Riccardi ricordo che sono 93 i casi in Friuli Venezia Giulia, 19 le persone ricoverate in ospedale, e la Slovenia annuncia i controlli ai varchi. In Veneto per adesso resta, ma sarà evidentemente cambiato a breve, il bollettino di stamane con 744 casi positivi, 237 di questi, no, la possiamo togliere, questa è il Friuli Venezia Giulia, 237 di questi ricoverati, 51 in terapia intensiva e 20 decessi, ma stiamo in attesa ormai a breve del nuovo bollettino serale. Allora la pubblicità e poi sentiremo le ultime dichiarazioni di Luca Zaia proprio ai nostri microfoni poco fa. La pubblicità. Io ho presentato le istanze della necessità che a livello nazionale il governo porti avanti circolari esplicative ancora più precise rispetto a quello che c'era scritto nel DPCM. Se si sono risolti i problemi della circolazione delle merci e della movimentazione dei cittadini, è altrettanto vero che sono altri temi. Non so, abbiamo richieste di tutti i tipi, dai barbieri, le parrucchiere, le estetiste, le pizze da asporto, i kebab, e tutti i negozi dove non ci sono posti a sedere ma che hanno finestra, gli street food e molto altro ancora. Sono un sacco di richieste ed è giusto che vengano chiarite. Ovviamente ho chiesto anche che ci sia, come si può dire, certezza sulle forniture, visto e considerato che stiamo attendendo anche di respiratori meccanici, ulteriori forniture, ed infine tutto quello che riguarda poi la costruzione dell'eventuale prossima ordinanza, o meglio DPCM, che andrà a sostituire quello che scadrà nel 3 aprile. È anche vero che continuo a dire che è fondamentale che si adottino norme e restrizioni uguali da nord a sud, visto e considerato che la macchia di leopardo, come quella alla quale siamo abituati in queste settimane, non dà i risultati che dobbiamo avere. Gli altri governatori sono della stessa linea? Ci sono state delle richieste diverse in qualche modo o sono unite? Guardi, gli altri governatori hanno confermato la mia posizione, nel senso che è una posizione chiara. Peraltro ho posto anche la questione sulle piste da sci. Noi abbiamo la disponibilità di chiusura, tanto è vero che si avvierà la chiusura, l'impiantistica sciistica, ma non tutti, non la quasi totalità, c'è ancora forse 2 o 3 gestori
che ci stanno pensando. Ovvio, la norma oggi non prevede la chiusura degli impianti sciistici, per cui è ancora un aspetto volontario. Abbiamo chiesto che anche su questo si faccia chiarezza, visti gli ammassamenti che si stanno creando, viste le proiezioni che abbiamo rispetto ai potenziali malati che potrebbero finire in ospedale in terapia intensiva. Presidente, ultima domanda, poi la lasciamo andare. Potrebbero esserci dei cambiamenti, delle novità nei prossimi giorni o tutto resterà di questa linea? Guardi, io ho l'impressione che rispetto all'alleggerimento di restrizioni decisamente no, di inasprimento non lo escluderei. Così il governatore Zaia poco fa ai microfono a distanza, avete visto, di Ilaria Marchiori. Sempre a Venezia vediamo i previsti controlli delle forze dell'ordine anche lungo le strade per monitorare chi entrava e chi usciva. Sono stati messi in atto, allora li vediamo. Buongiorno, mi favorisce il rapporto tra la circolazione, per favore? Posso sapere anche il motivo per cui è in giro? Mestre, eccoli previsti i controlli dell'autocertificazione con i carabinieri in una delle cosiddette aree a contenimento rafforzato in zona Ospedale dell'Angelo. Con gli uomini dell'Arma anche gli agenti della Polizia Municipale e lungo le strade di viabilità ordinaria. Controlli effettuati a spot durante l'arco di tutta la giornata. Ci spostiamo da una zona rossa all'altra, cambiamo direzione e comune. Siamo lungo la provinciale che da Padova porta a Venezia, in quel di Mirano, da Santa Maria di Sala. Qui nel municipio che si trova al confine tra la provincia di Venezia e quella di Padova incontriamo il sindaco che con le forze dell'ordine monitora la situazione lungo via Cavin di Sala. Oppure sulla Noalese, quella che va a Padova. Potremo trovare dei pattugliamenti, sono strade che sicuramente la prefettura ha nell'ordine del giorno delle sue priorità. In comunione con i carabinieri pattuglierà queste strade, è anche giusto che sia così. Siamo entrati al casello autostradale di Dolo, andremo avanti fino alla prossima uscita, ovvero quella di Venezia, e vogliamo verificare se incontriamo le previste pattuglie della polizia stradale atte a monitorare il territorio. Nei quasi 15 chilometri del nostro percorso ci appare da subito evidente una cosa: i mezzi che circolano in autostrada sono drasticamente diminuiti. Non incontriamo pattuglie, a riprova del fatto che i controlli vengono effettuati a campione e senza un orario prestabilito, ovviamente. Al termine del nostro giro, il report delle forze dell'ordine non registra multe o sanzioni né gli eventuali e previsti sconfinamenti territoriali senza comprovata indifferibile necessità. Così allora i controlli e la situazione a Venezia, a Mestre anzi. E intanto rivediamo anche l'intervento del candidato sindaco del centro-sinistra per Venezia, nonché sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che si dice farò da portavoce col governo per i problemi che sta vivendo la città. Molti diranno sì, provvedimenti che sottopongono le famiglie e le persone ad una situazione di difficoltà, è vero, è così, ma questo è un virus che si diffonde molto rapidamente e noi come governo abbiamo scelto di affidarci alle decisioni che la comunità scientifica ci dice con grande trasparenza. Il governo ha deciso un intervento drastico, provvedimenti che mettono a dura prova la quotidianità stessa delle persone. Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia e sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non lo nasconde, ma bisogna anche prendere coscienza che la situazione è seria e la si deve affrontare tutti con responsabilità, solidarietà e fiducia nella comunità scientifica. Ai provvedimenti sanitari, poi, il governo affiancherà quelli economici. È urgente mettere a disposizione la cassa integrazione straordinaria e per tutti i settori, in deroga per tutti i settori. Ci sono settori come il turismo e l'alberghiero che non ce l'hanno di proprio, ma qui bisogna
tamponare e salvare innanzitutto il più possibile l'occupazione. Ci sono le aziende sotto i 5 dipendenti che non possono usufruire dell'integrazione salariale, dobbiamo fare in modo che possano accedere al fondo. Bisogna assolutamente sospendere subito i mutui per le famiglie e per le imprese. Personalmente penso anche che il rientro dai mutui dovrebbe essere cadenzato nel tempo, rateizzato. Da Venezia, che sta pagando un prezzo carissimo all'emergenza coronavirus, dove si trova attualmente, Baretta si propone come un ponte verso Roma, in un clima di piena collaborazione tra le istituzioni a tutti i livelli. Io farò il possibile per mantenere questo collegamento e le informazioni, raccogliere anche le istanze dei cittadini, ma anche trasmettere mano a mano che costruiremo le decisioni quello che sarà deciso, in maniera tale che ci sia questo costante filtro. Tutti dobbiamo essere a disposizione di tutti noi per gestire, affrontare e il più rapidamente possibile superare questa emergenza. E così il sottosegretario Baretta, che quindi si farà portavoce, dice, con il governo. Siamo in attesa di collegarci con Padova, con Valentina Visentin. Dopo la riunione in prefettura dovremo avere anche le parole del prefetto. Nel frattempo la direzione generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana fa sapere che giovedì prossimo il reparto di geriatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso sarà interamente evacuato, con 32 pazienti da trasferire al centro servizi Civitas Vite di Vedelago, 9 in altri reparti specializzati e 6 saranno dimessi perché guariti. L'unità operativa di geriatria del Cafoncello sarà sanificata nei giorni seguenti e dalla fine di questa settimana tornerà a essere funzionante. Era il progetto che aveva annunciato il direttore generale Benazzi, e dunque che adesso va a concretizzarsi. Allora lo ripetiamo: giovedì il reparto di geriatria dell'ospedale di Treviso, Cafoncello, sarà interamente evacuato, 32 pazienti da trasferire al centro servizi Civitas Vite di Vedelago, 9 in altri reparti specializzati e 6 dimessi perché guariti. L'unità operativa sarà sanificata nei giorni seguenti e dalla fine di questa settimana tornerà a essere funzionante. L'aveva anche anticipato lo stesso governatore Luca Zaia parlando della sanità e delle prospettive della sanità nella conferenza stampa di questa mattina. Vorrei capire se riusciamo a parlare con Padova. Chiedo ad Alice Montagnier se riusciamo a sentire Padova. Per il momento no. Va bene, allora torniamo a parlare di dati. Allora facciamo il punto da questa parte. Beh, intanto c'è questa presa di posizione del Codacons, visto che abbiamo parlato degli esercizi commerciali. I comuni di tutta Italia non interessati dalle limitazioni imposte dal governo varino subito un'ordinanza con cui imporre la chiusura di tutti i locali pubblici come bar e ristoranti alle ore 18. A chiederlo è il Codacons, che fa un appello ai sindaci italiani. Sostanzialmente il Codacons dice il coprifuoco cosiddetto alle ore 18, che è valido per la Lombardia e le 14 province, tra cui Treviso, Venezia e Padova, dovrebbe essere esteso a tutti i comuni per evitare appunto il propagarsi del contagio. Una presa di posizione evidentemente che non dovrebbe trovare, insomma, un commento positivo da parte dei commercianti che già abbiamo sentito in queste ore stanno lamentando la situazione abbastanza grave nel comparto del commercio, anche se evidentemente questa decisione rientra nell'ambito di evitare il più possibile l'assembramento delle persone. Resta fino alle 18 comunque anche fino alle 18 il cosiddetto criterio del droplet, e poi dalle 18 in poi per evitare assembramenti vari. Ci chiama Valentina Visentin, non lo so se riusciamo a collegarci.
Nel frattempo, sempre sul fronte commercio dei negozi, ma è un'altra situazione, una situazione che ci racconta, credo, Lorenzo Maier da Venezia. Adesso vi racconto subito di cosa parliamo. Alcuni semplici accorgimenti permettono di mantenere invariata anche in queste settimane di emergenza la produzione del pane artigianale, nessun pericolo e cibo buono. Il racconto di Sergio Puppola, che di questo mestiere si è innamorato a 70 anni. Allora vediamo i panificatori a Venezia, chiaramente nei giorni scorsi. Suddividere i clienti a fasce orarie per evitare grandi assembramenti, spalancare le porte del negozio per assicurare un buon ricircolo dell'aria, rispettare le distanze di sicurezza. Alcuni semplici accorgimenti e tutto continua come prima. Per Sergio Puppola, fare il panificatore, anche nel momento storico dell'emergenza coronavirus, resta il mestiere più bello del mondo. Un pizzico di poesia condito da tanti sacrifici e una grande passione. Teniamo conto delle distanze, che quello che ci è stato istruito lo stiamo mettendo in atto. Fortunatamente sono clienti sempre abituali, quindi abbiamo cercato di dividere la cosa, anche perché il coronavirus è anche per noi, non solo per i clienti. Così il pane di Via Fuga ha triplicato tra Cabianca e il Gran Viale al Lido di Venezia. Io vengo dalla vecchia scuola, ho fatto da piccolo, da bambino ho fatto sto mestiere, andavo a portare via le cassette con il pane, la cesta con il pane. È un mestiere che mi è sempre stato nel cuore. Adesso, dopo vecchio, a 76 anni, mi sono innamorato e mi sto dando da fare anch'io, assieme al pasticcere, assieme ai fornai. Abbiamo creato questi punti vendita che sono molto contento perché la gente apprezza. A maggio si spera che questo allarme sia ormai alle spalle per poter festeggiare un importante traguardo. Festeggiamo i 40 anni. Io, soprattutto la mia famiglia, i miei collaboratori e soprattutto Battagliarin Gianni, che da 40 anni, da quando era bambino, è sempre con me per questo lavoro. Auguri per i prossimi 40. Grazie. Allora, siamo in collegamento con Padova. Prima di andare da Valentina Visentin, qualche secondo solo per ricordare una cosa importante, lo ricorderemo anche nel corso dei nostri telegiornali. Anche per questa settimana il banco alimentare dell'Associazione Veneti Schiacciati di Mirella Tuzzato resterà chiuso martedì e mercoledì. È importante appunto perché ovviamente ci sono le misure restrittive imposte dal decreto, quindi evitare assembramenti di persone, quindi anche per questa settimana chi appunto è interessato a disporre del banco alimentare dei Veneti Schiacciati di Mirella Tuzzato resterà chiuso martedì e mercoledì, i 2 giorni, insomma martedì e mercoledì il banco alimentare resterà chiuso, questo è importante da sottolineare. Io so che abbiamo Valentina Visentin, l'ho vista, ma forse c'è un problema col microfono. Allora facciamo così, intanto sentiamo cosa ha detto il prefetto Renato Franceschelli e a questo punto poi ci colleghiamo magari con Valentina per fare il punto finale prima di dare la linea al telegiornale del Veneto. Cosa dite? Allora sentiamo il prefetto di Padova, Renato Franceschelli. Cosa diciamo ai cittadini? Di essere ligi, di pazientare, di essere, come dire, di capire il momento. Questo era il prefetto di Treviso, l'abbiamo sentito qualche ora fa. Sentiamo invece il prefetto di Padova, Renato Franceschelli? No, non c'è il prefetto di Padova, Renato Franceschelli. Allora andiamo avanti, non importa. Ricordate anche quello che ha detto il prefetto, insomma, ci saranno questi controlli, li stanno predisponendo, avete visto anche a Venezia già in atto, saranno controlli a campione, non si parla di blocchi stradali chiaramente o di posti di blocco, ma ci saranno, quindi tutti quanti ricordatevi di avere l'autocertificazione con voi oppure di poi esibirla e di compilarla se non l'avete con voi. Il comparto turistico alberghiero delle Terme Euganee sta vivendo la più grande crisi economica di sempre, tale da mettere a rischio la stessa esistenza dell'intero settore. Questo è il grido
che arriva dal Consorzio Terme Colli, ente unico di promozione turistica del territorio che conta 107 strutture alberghiere, 11.000 camere d'albergo e 18.000 posti letto per un totale di quasi 5.000 dipendenti e un fatturato annuo, compreso l'indotto, di oltre 500 milioni. Secondo il Consorzio, le restrizioni del governo hanno provocato la chiusura degli alberghi delle terme di Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo, la più grande area termale d'Europa. La sola deroga per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza non consente infatti di sostenere a livello economico la regolare attività dei servizi e delle strutture alberghiere del territorio euganeo. Il Consorzio ricorda che l'imprevedibile ondata di cancellazioni delle scorse settimane, con picchi di disdette di oltre il 90% e le ulteriori misure di restrizione messe ora in atto da molti stati delle comunità europea e non, hanno creato un danno irreparabile dell'equilibrio economico dell'area. Ora gli alberghi sono quasi tutti chiusi, le previsioni portano a ipotizzare che a settembre ci possa essere un minimo di ripresa. Queste le parole del settore terme euganee. Ovviamente è il grido d'allarme dell'economia, ma dall'altra parte c'è la questione sanitaria e lo sappiamo. La questione sanitaria indica questa settimana come una settimana cruciale e quindi ci sono i due pesi da una parte e dall'altra. Riusciamo a ricollegarci con Padova brevemente? Allora, Valentina. Sì, buonasera, si è appena concluso il vertice in prefettura dove era presente anche il sindaco di Padova, oltre al prefetto Renato Franceschelli e a tutte le autorità civili e militari, il questore, il capo e il comandante provinciale dei carabinieri e della finanza. Alla fine ha parlato però solo il prefetto Renato Franceschelli, invitando tutti i cittadini alla calma, ha ribadito che non ci saranno varchi per quanto riguarda l'area della provincia di Padova, ma verranno intensificati i controlli, invitando quindi la popolazione a contenere gli spostamenti solo per quanto riguarda gli spostamenti di lavoro, e ha invitato appunto tutti a munirsi dell'autocertificazione necessaria per circolare per esigenze lavorative. Ha invitato tutti i cittadini al buon senso, al senso civico, in particolare i ragazzi più giovani che si sentono, ha detto, immuni, forse si sentono immuni da questo rischio, ma di fatto potrebbero essere considerati pericolosi per nonni o genitori. Quindi ha invitato anche proprio i ragazzi più giovani ad avere buon senso e ad evitare gli assembramenti. Per quanto riguarda le attività commerciali, ribadita la chiusura alle 18 con una precisazione: dopo le 18 bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie potranno fare esclusivamente il servizio per asporto, e quindi il cibo non dovrà essere consumato all'interno del locale, ma esclusivamente portato a domicilio oppure ritirato e portato a casa. Queste alcune delle spiegazioni. Il prefetto Franceschelli ha ribadito che è tutto sotto controllo anche la situazione del carcere Due Palazzi, dove ieri sera si erano registrati dei momenti di tensione con alcuni detenuti barricati e alcuni materassi incendiati. Tutto è rientrato nella norma e il focolaio è stato sedato, quindi anche all'interno del carcere Due Palazzi la situazione è ritornata alla normalità. Appunto, il prefetto ha invitato tutti quanti i padovani al buon senso, al senso civico e soprattutto a non avere paura. Da Padova è tutto, nel frattempo si stanno chiudendo le serrande, quindi noi fra poco ci sposteremo per far vedere la piazza con tutti i bar della città vuoti. Esatto, il cosiddetto coprifuoco. Grazie allora Valentina Visentin, siamo davvero in chiusura di questa lunga edizione straordinaria iniziata alle 12 e che termina ora, per dare spazio al telegiornale del Veneto fra pochissimo, poi il telegiornale di Venezia. Vi ricordo il telegiornale di Treviso alle 19:30 con il governatore Luca Zaia che farà il punto finale della situazione, poi nuovamente un ulteriore aggiornamento fino alle 21:15 quando poi inizierà Ring. È davvero tutto, grazie per averci seguito, a fra pochissimo con il telegiornale del Veneto. Adesso c'è il meteo, credo. Di nuovo in edizione straordinaria, continua la nostra diretta perché vi accompagneremo fino alla puntata di Ring delle 21:15 con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti. Vi ricordo insieme ad Andrea Zanoni del Partito Democratico, Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega, e poi dalle 21:15
il professor Giorgio Palù, virologo, docente di microbiologia dell'Università di Padova, per parlare della giornata di oggi e delle tante novità di oggi. Quindi ancora mezz'oretta, poco più, insieme per darvi gli ultimi aggiornamenti. Allora vi ricordiamo, soprattutto partiamo come sempre dai dati, con l'ultimo bollettino, quello che è stato fornito dall'azienda Zero un'ora fa circa, poco più di un'ora fa, con il dato dei 771 contagiati, come vedete anche nel titolo, quindi più 27 rispetto al conteggio di questa mattina, 186 nel cluster di Padova, 145 in quello di Venezia, ha avuto un aumento di 12 casi in poche ore, e 142 a Treviso. Di questi 203 sono ricoverati e 61 di questi in terapia intensiva, e 21 i decessi. Si è aggiunto purtroppo un altro decesso all'ospedale di Mestre. Ci sono però anche il dato, tra virgolette, pur nel dramma, positivo, di 37 persone dimesse dal 21 di febbraio. Questi gli ultimi dati, ne leggeremo altri dopo. Sulle fasce d'età è una divisione che la Regione ha voluto mostrare e far vedere, proprio per far capire che il coronavirus colpisce tutti indistintamente. Certo, gli effetti più poi letali sono per i pazienti anziani e con gravi patologie, ma colpisce tutti, e questo deve far capire molte cose, a partire dal rispetto delle regole e delle misure restrittive che valgono soprattutto in questi giorni nella provincia di Treviso, Padova e Venezia, la cosiddetta zona arancione, ma ovviamente valgono in tutte le province del Veneto, diciamo in forma diversa, ma le disposizioni, quelle principali, valgono evidentemente per tutti. Allora, a proposito di misure, abbiamo raccontato oggi le interpretazioni, le polemiche, il bilancio di quello che può essere i danni dei prossimi giorni per i bar e i locali, i ristoranti, diciamo, che devono chiudere dalle 18, il cosiddetto coprifuoco, sempre nella zona arancione, ricordiamo Padova, Treviso e Venezia. Allora, poco più di un'ora fa la nostra Ilaria Marchiori ci ha dato uno spaccato di quello che stava accadendo a Mestre all'inizio del cosiddetto coprifuoco. Allora rivediamo quel piccolo viaggio di pochi minuti mentre era in diretta nel telegiornale di Venezia di Ilaria Marchiori dalla centralissima piazza Ferretto di Mestre. Vediamo. Ci troviamo, come vedete, ai piedi della torre dell'orologio di Mestre. Abbiamo appena percorso via Palazzo, che è la via dove si trova il municipio. Ebbene, proprio a partire da quella via alle 18, poco dopo le 18:05, qualche minuto in più, i bar stavano già tutti chiudendo. Chi aveva le saracinesche a metà stava facendo le ultime pulizie, chi aveva già ritirato tutti i tavoli e le sedie, dunque stanno rispettando tutti appieno l'ordinanza. Se venite con me vi facciamo vedere invece, ora ci troviamo proprio a pochi passi, abbiamo attraversato la strada, ci troviamo qui in piazza Ferretto. Ora forse voi vedete poche persone, ma fino a circa 10 minuti fa la piazza era abbastanza piena di gente che camminava e che passeggiava. I locali, i bar, i ristoranti sono tutti chiusi. Ora ve ne facciamo vedere qualcuno, però fino a poco tempo fa c'era moltissima gente che camminava, che passeggiava qui per piazza Ferretto e anche nelle vie limitrofe. Dunque quasi a non voler ascoltare il fatto di rimanere a casa il più possibile. Certo è che non sappiamo gli impegni di ognuno, potevano anche essere persone che stavano rientrando a casa dopo essere stati al lavoro e quant'altro, però abbiamo visto tantissimi ragazzi che erano invece qui a passeggiare. C'è stato chi ha avuto addirittura un'idea, nel senso che hanno pensato di prendere lo spritz
intorno alle 17:30, 17:45 per poi prenderlo e sedersi su qualche cornicione o su qualche locale che aveva lasciato magari i tavolini fuori, non li aveva ancora ritirati, e sedersi lì. Non solo giovani, ma abbiamo incontrato anche alcuni signori che hanno detto rispettiamo le regole, stavano al metro di distanza e così facendo non rinunciamo neanche al nostro spritz, al nostro prosecco, al nostro aperitivo, perché l'abbiamo preso prima e adesso ci siamo seduti qui a berlo in tranquillità. Qualcuno non era esattamente della stessa opinione perché ha detto non è la stessa cosa, però sembrano tutti d'accordo nel dire che questa ordinanza, queste disposizioni vanno rispettate e vanno rispettate nel miglior modo possibile per poter venire incontro a tutti e anche a se stessi. Allora vedete, qui vi facciamo vedere un primo locale, qui il primo che stiamo incrociando in piazza Ferretto, con la Saracinesca abbassata a metà ovviamente perché all'interno stanno ancora pulendo e finendo di sistemare per domani, e così anche vi facciamo vedere poco più avanti, lì proprio al centro della piazza, il famoso bar Stendardo. Ecco, se vogliamo andare un po' più avanti, ringraziamo anche Paola che ci segue con impegno e costanza. Vi facciamo vedere comunque la piazza non è deserta, quindi ci sono ancora molte persone, c'è chi passeggia, probabilmente non potendo rimanere all'interno dei locali, hanno comunque scelto di stare all'aria aperta. Le distanze che vediamo sono quelle secondo disposizioni. Eccolo lì, lo vedete lì in fondo, quello è un altro bar che vi stiamo facendo vedere, un altro bar chiuso, e così tutti quelli di piazza Ferretto, tra cui anche un pub che si trova poco più avanti. Questo era quello che ci raccontava intorno alle 19, poco prima delle 19, Ilaria Marchiori. Ora torniamo un secondo ai dati. Nel frattempo c'è un altro aggiornamento che riguarda le questure. Questo è un messaggio, un comunicato delle questure di Treviso, ma che evidentemente riguarda anche le questure delle altre città, degli altri capoluoghi. A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, anche gli sportelli dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso, in ottemperanza a una misura disposta a livello nazionale, rimarranno chiusi al pubblico da domani fino a nuova comunicazione. Quindi da domani chiuso ufficio, sono chiusi gli sportelli dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso. Questo è un altro importante aggiornamento. Allora, prima di vedere un po' la giornata dei primi controlli, chiamiamoli così, tra le diverse province, torniamo su questi dati che ha fornito la Regione, li vediamo anche in grafica. La distribuzione d'età dei 744 casi risultati positivi in Veneto, diciamo adesso sono 771, questi sono dati riferiti al dato precedente, ma poco cambia, perché l'obiettivo è far capire come il coronavirus di fatto abbracci tutte le fasce d'età. Come vedete c'è la fascia d'età sopra gli 85 anni è questa, 9,16%, ma una fetta consistente, 37,6%, riguarda i 45-64 anni, nonché un 17,52% di 25-44 anni. C'è anche una fascia ristretta da 0 a 14 anni. Questi sono i numeri. Da 0 a 14 anni 11 casi positivi, da 15 a 24 23, da 25 a 44 130, da 45 a 64 anni 283 casi positivi, da 65 a 74 anni 107, da 75 a 84 anni 122 e sopra gli 85 anni 68. Dopodiché c'è anche il dato di dove sono ricoverati, e un dato che salta all'occhio è che la fascia tra 45 e 64 anni ci sono 16 persone in terapia intensiva di questa fascia qui. Da 65 a 74 anni sono 14, da 75 a 84 18 e da oltre gli 85 1, ma ci sono ad esempio anche 2 ricoverati in terapia intensiva nella fascia da 25 a 44 anni. In altri reparti, sempre di questa fascia, 7.
sta a significare appunto che, come spiegato tante volte, il coronavirus ha un effetto evidentemente letale, lo abbiamo visto su anziani in età appunto avanzata d'età e con patologie, ma colpisce e può portare anche a essere ricoverati in terapia intensiva a fasce più basse e può ovviamente essere asintomatico in molte persone, però può colpire e quindi rendere positivi anche persone più giovani, le persone che poi potrebbero accostarsi ai famosi nonni, eccetera, eccetera. Quindi questo è un dato importante da sapere, che la Regione appunto ha voluto mostrare oggi proprio per corroborare la necessità dei controlli, la necessità delle misure, di mantenere le regole, di osservare le regole sulla mobilità ridotta soprattutto nella zona arancione. A proposito allora della zona arancione, questa mattina, oggi, la nostra Anna Maria Parisi ha cercato di capire tra le province di Venezia e Padova com'era la situazione. Molti appunto si aspettavano già evidentemente dei controlli, in alcune zone sono scattati, in altre stanno per scattare. Allora vediamo come è andata nel servizio controlli coronavirus di Anna Maria Parisi. Buongiorno, mi favorisce per la partecipazione, per favore? Posso sapere anche il motivo per cui è in giro? Mestre, eccoli previsti i controlli dell'autocertificazione con i carabinieri in una delle cosiddette aree a contenimento rafforzato in zona ospedale dell'Angelo. Con gli uomini dell'Arma anche gli agenti della Polizia Municipale e lungo le strade di viabilità ordinaria. Controlli effettuati a spot durante l'arco di tutta la giornata. Ci spostiamo da una zona rossa all'altra, cambiamo direzione e comune. Siamo lungo la provinciale che da Padova porta a Venezia, in quel di Mirano da Santa Maria di Sala. Qui nel municipio che si trova al confine tra la provincia di Venezia e quella di Padova incontriamo il sindaco che con le forze dell'ordine monitora la situazione lungo via Cavin di Sala. Oppure sulla Noalese, quella che va a Padova. Potremo trovare dei pattugliamenti, sono strade che sicuramente la prefettura ha nell'ordine del giorno delle sue priorità. In comunione con i carabinieri pattuglierà queste strade, è giusto che sia così. Siamo entrati al casello autostradale di Dolo, andremo avanti fino alla prossima uscita, ovvero quella di Venezia, e vogliamo verificare se incontriamo le previste pattuglie della polizia stradale atte a monitorare il territorio. Nei quasi 15 km del nostro percorso ci appare da subito evidente una cosa: i mezzi che circolano in autostrada sono drasticamente diminuiti. Non incontriamo pattuglie, a riprova del fatto che i controlli vengono effettuati a campione e senza un orario prestabilito, ovviamente. Al termine del nostro giro, il report delle forze dell'ordine non registra multe o sanzioni né gli eventuali e previsti sconfinamenti territoriali senza comprovata e indifferibile necessità. Questo accadeva tra le province di Padova e Venezia, e vediamo cosa è accaduto, cosa accadeva tra le province di Venezia, di Padova e Vicenza nel servizio del traffico a confine con Vicenza di Federico Fusetti, un altro spaccato lungo le arterie stradali. Siamo, come vedete, all'uscita praticamente del casello autostradale di Grisignano, che è il casello al confine tra le province di Padova e Vicenza, perché è il primo casello in pratica che da Padova è già in territorio vicentino. Non ci sono, come vedete, all'uscita dell'autostrada chiamiamoli posti di blocco o comunque controlli delle forze dell'ordine, e come dicevo, Cristian adesso vi farà vedere alle mie spalle il cartello che delimita proprio la provincia di Padova da quella di Vicenza. La strada regionale 11 è la principale arteria che collega le province di Padova e Vicenza. Dalla zona ovest di Padova si entra direttamente nel Vicentino, e a Grisignano, che si trova esattamente al confine, c'è anche il casello autostradale della A4
che verso le 15 presentava poco traffico e nessun controllo o filtro delle forze dell'ordine. Le auto possono circolare e le merci possono essere trasportate da una parte all'altra dai camion. Naturalmente gli autisti e i conducenti devono avere con sé l'autocertificazione prevista, che consente di circolare per motivi ben precisi. Noi abbiamo fatto un calcolo che non ha nulla di scientifico, ma vuole essere solo un indicatore di ciò che ha provocato l'attivazione della zona arancione. In 2 minuti hanno attraversato il confine tra Padova e Vicenza, nei 2 sensi di marcia, 16 veicoli, di cui 4 mezzi pesanti. Un traffico decisamente ridotto rispetto ai periodi di normalità. Stessa cosa, anzi traffico ancora inferiore, anche per buona parte delle altre strade che uniscono le 2 province, magari attraversando il territorio dei colli, e questo sarà probabilmente lo scenario anche per i prossimi 25 giorni. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria e torniamo subito. Rieccoci in diretta. Ricordiamo un'altra novità delle ultime ore, confermata, annunciata dal Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che ha detto: abbiamo deciso, intorno alle 18:35, abbiamo deciso di chiudere tutti gli impianti sciistici del paese da domani mattina con un'ordinanza di protezione civile. Sapete che questa mattina appunto c'era stata la notizia della decisione dei gestori degli impianti, del bellunese, ma non solo, di chiudere per evitare gli assembramenti che si erano visti in queste ore. Il governo ha deciso di tagliare di fatto la testa al toro, chiudendo tutti gli impianti sciistici da domani mattina con un'ordinanza di protezione civile. Dopodiché, sempre Boccia, un'altra dichiarazione importante di Boccia, che quindi fa intravedere nuovi scenari nelle prossime ore, che non riguardano evidentemente il Veneto, ma che riguardano in un certo senso il Veneto. Ve lo dico subito, l'ho persa. In sostanza il ministro Boccia dice: stiamo lavorando per avere delle soluzioni omogenee in tutta Italia sul fronte delle regole da seguire. Lavoriamo a regole omogenee, dice Boccia. Bisognerà capire come verrà come verrà trovata l'omogeneità tra queste soluzioni. Eccolo qua. Il governo sta lavorando a una progressiva omogeneizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale. Ha precisato che oltre alle regole si sta lavorando anche con le regioni per prescrizioni e disciplina omogenee su tutto il territorio nazionale, operazione che verrà fatta anche attraverso il confronto politico. Questo per appunto evitare quindi di creare zone diverse e quindi di fatto una zona rossa, chiamiamola così, italiana, cioè una fascia di regole chiare per tutti. Bisognerà capire come, ma abbiamo capito che dovrà essere, nascerà da un confronto politico, quindi i tempi potrebbero allungarsi, anche se di fatto non c'è molto tempo in questi giorni di picco. Intanto sul fronte regole, lo ricordiamo, necessario per spostarsi tra le province della zona arancione, ma anche all'interno delle stesse la cosiddetta autocertificazione, nonché evidentemente anche delle dichiarazioni dei vostri datori di lavoro per quanto riguarda l'attività lavorativa, ma l'autocertificazione presenta tutte le varianti possibili, quindi i motivi di necessità, i motivi di salute, il rientro al domicilio e i motivi di lavoro. Questo anche all'interno della stessa provincia, della stessa area arancione. E allora abbiamo avvicinato questa mattina il prefetto di Treviso, allora vediamo cosa ha detto anche sulla questione controlli. Cosa diciamo ai cittadini? Di essere ligi, di pazientare, di essere, come dire, di capire il momento, di adeguarsi a quelle che sono le prescrizioni, da rifuggire da interpretazioni sgaiattolanti, perché questo tempo passerà e passerà prima se tutti siamo allineati. Ecco, ma per quanto riguarda le prescrizioni c'è abbastanza confusione, ci sono stati dei vigili, l'anziano dice posso andare a prendere delle medicine, posso fare la passeggiata, posso andare a prendere il caffè, posso andare... Allora guardi, si oscilla tra quesiti che veramente non hanno motivo d'essere, perché la legge è abbastanza chiara sul fatto della libertà di movimento per casi disparati che sono indicati, che possono essere interpretati ovviamente anche in maniera estensiva quando si tratta per esempio di motivi di salute e quant'altro, ad altri quesiti che sono un po' pretestuosi,
virtuosi e che evidentemente sono anche il segno dei tempi di una società che non riesce a sacrificare, a fare a meno di qualche cosa. Quindi ci stiamo comunque cercando di trovare delle linee di interpretazione che siano anche uniformi, perché poi in questo caso abbiamo anche l'esigenza di non dare un'interpretazione e basta, ma che sia in qualche modo anche condivisa dagli altri territori per evitare discriminazioni. Ci stiamo arrivando. Controlli. Allora, sui controlli avete un potenziamento, avete chiesto più disponibilità forze dell'ordine straordinarie? Faremo i controlli come sempre fatto, tenendo conto di queste nuove evenienze. Prima avere un locale affollato non era un problema, oggi è una situazione che può comportare una violazione delle norme e in quanto tale verrà sanzionata. Non c'è nessun accanimento e neanche nessuno però, come dire, vogliamoci bene, perché non è questo il momento. La questione è assembramenti come quelli di ieri, tipo la Restera, tipo nei parchi, dove la gente si è riversata di là. Allora, siccome non c'è nessuna domiciliazione delle persone, tutti a casa, a parte quelli che hanno problemi di salute che sappiamo bene, però sarebbe buona norma, e questo purtroppo non c'è norma scritta del legislatore che lo possa imporre, che ognuno si cautelasse e quindi evitasse di stare troppo vicini o comunque di respirarsi in faccia, quelle piccole cose. Poi è chiaro che nessuno si deve chiudere in casa perché questa legge non lo prevede. Però diciamo non ci possono essere sanzioni per chi va in Restera. Ecco. Certamente no, questo non è previsto, non c'è scritto la gente non esca di casa. Buon senso, ecco. Il buon senso, non devono uscire di casa le persone che sono ovviamente quelle in quarantena piuttosto che... Dicevano che che stanno tutti attendendo il piano del prefetto per i controlli che coinvolga anche carabinieri e polizia. Allora, sono i normali piani che vengono fatti ogni settimana c'è un piano di controllo del territorio e questo sarà fatto come tutti gli altri. Ovviamente ci saranno anche queste situazioni che verranno controllate, come se evidentemente un giorno uscisse, supponiamo, venisse individuato una nuova ipotesi di reato, adesso banalizzo, e si dovesse fare anche questa attività di controllo, niente di più, niente di meno, non è che faremo la lista, ecco, tutto tranquillo. I controlli stradali, la gente dice ma tanti controlli non ci sono, vado dappertutto. Ci saranno e se verranno sanzionati c'è anche una conseguenza di carattere penale, per cui bisogna capire se vale la pena rischiare. Avete disposto dei controlli? Assolutamente sì. Posti di blocco, controlli? Allora, del posto di blocco sembra una cosa, ci sono dei controlli per cui così come si colpisce quello, si trova quello che va magari un po' perché ha alzato il gomito piuttosto che va veloce, saranno anche i casi di cui va in giro senza averne motivo. Verrà provato, c'è l'autocertificazione deve essere fatta, verranno fatti dei controlli e se qualcuno ci incappa incorre nel 650 codice penale. Senta Prefetto, ma ha la sensazione che andremo dritti fino al 3 aprile oppure come chiedeva il Presidente Zaia magari una revisione? Così lei non ho nessun elemento sinceramente, devo dire, così come non avevo avuto nessun preavviso che sarebbe arrivata la zona così di maggior cautela, maggior controllo, non ho elementi per dirlo, quindi assolutamente... Insomma, per lei andiamo fino al 3 aprile. Bilancio. Io dico che bisogna andare fino a quando siamo convinti di uscire, come dire, magari qualche giorno in più perché se ne esca bene e se ne esca in maniera definitiva in modo che la vita riprenda, soprattutto per le attività economiche che sono quelle che sono più, ovviamente... Ribadiamo che le merci invece possono transitare. Certamente sì, è stato detto, è stata uscita anche un'ordinanza che ha assolutamente precisato un'interpretazione autentica, purtroppo è dell'unica parte, ma forse era anche quella più importante. Nel frattempo c'è un altro aggiornamento, un addetto di un'impresa di appalto operante all'interno dello stabilimento Fincantieri di Marghera è risultato positivo al Covid-19, lo rende noto la stessa Fincantieri spiegando di essere stata informata dell'azienda sanitaria locale, di aver già messo in atto tutte le procedure di emergenza predisposte per questa eventualità. Individuati i colleghi di lavoro che risultano essere stati a più stretto contatto con il lavoratore segnalato, già assentatosi da alcuni giorni, sono stati invitati dall'azienda a rimanere nel proprio domicilio pur non presentando nessun sintomo riferibile al coronavirus. Il rientro sarà possibile una volta trascorso il canonico, ormai lo conosciamo bene, periodo di 14 giorni, come previsto dalle indicazioni delle autorità sanitarie. Fincantieri spiega che sono state inoltre individuate le aree operative, le aree di servizio e le attrezzature da lavoro sulle quali intervenire con procedure mirate di sanificazione, provvedendo contestualmente alla loro segregazione temporanea. Questi interventi, insieme a quelli precedentemente posti in essere dall'azienda, evidenzia Fincantieri, sono volte alla gestione, alla prevenzione e al contenimento di eventuali casi e rientrano in un più ampio piano di azione di cui è stata data costante e trasparente informativa ai lavoratori e ai loro rappresentanti. Quindi un caso di un lavoratore di una ditta di appalto operante a Fincantieri appunto positivo al Covid-19.
A voi intanto, secondo giorno di riapertura dopo l'isolamento, mantenendo però, è importante l'appello oggi del sindaco Martini, sempre tutte le indicazioni e le misure, le prescrizioni previste, ma intanto ad esempio l'economia vede uno spiraglio seppur flebile di luce, come ad esempio la riapertura di un'azienda vitivinicola a Vò. Guardate. Un'azienda vinicola a conduzione familiare, 3 dipendenti e 5.000 bottiglie pronte a partire ma bloccate dal cordone sanitario attivato a Vò 14 giorni fa. E in questo periodo per l'imprenditore l'impossibilità di raggiungere l'azienda affidandosi ai parenti. Lasciando l'azienda per 15 giorni abbiamo trovato un po' di cose da sistemare. Fortunatamente avevamo nostro papà che ci ha portato un po' avanti le cose che avevamo lasciato in sospeso. Ora, appena tolti i blocchi a Vò, come prima cosa ci sono i vigneti da seguire, la stagione va avanti, c'è spazio perfino per un po' di ottimismo. In queste prime ore non si è mosso niente, anche perché continuiamo a essere in zona rossa, quindi difficilmente vedremo un qualcosa fino al 3 aprile. Diciamo che siamo fiduciosi e speriamo che qualcosa si muova, insomma, dai. Solitamente marzo è il periodo migliore in cui si vende di più anche il vino sfuso che poi ognuno imbottiglia a casa sua. I clienti sono in Lombardia, Piemonte e nel resto d'Italia. Ovviamente nelle prime ore non si vedranno segnali di ripresa, serve prima recuperare i contatti con i clienti, ricostruire la fiducia e cancellare le paure. La prima cosa che hai fatto qual è stata? Beh, la prima cosa, insomma, è il computer per vedere in questi 15 giorni cosa era passato, cosa era arrivato, e fortunatamente sono arrivati anche degli ordini che sono rimasti in stand-by fino a oggi, insomma da domani cominciamo a lavorare. Quanto agli spostamenti limitati dalle nuove disposizioni, anche i dipendenti dell'azienda che risiedono a 5 km ma nella provincia di Vicenza devono dotarsi di un'autocertificazione e della dichiarazione del datore di lavoro per attraversare il confine. Con un'autocertificazione che loro si firmano e con quella possono entrare e lavorare le loro 8 ore e poi ritornano a casa, insomma abitano qui a 5 km però purtroppo sono fuori provincia. Insomma si riparte una situazione comune a tutte le aziende vinicole di Vò, aprire gli uffici, riallacciare i rapporti con i clienti, spedire e così nei prossimi giorni partiranno finalmente migliaia di bottiglie perché nonostante la zona arancione le merci possono circolare e quello sarà il definitivo segnale di normalità. Siamo sui coniugani e quindi puntiamo forte sul fiore d'arancio e sul salprino. Prima adesso di parlare, di fare un piccolo focus sulle scuole, un focus sullo sport. Come sapete la Serie D, l'abbiamo annunciato, abbiamo detto nel corso della nostra edizione straordinaria nel pomeriggio, la Serie D ha deciso di fermarsi fino al 3 aprile, lo ha deciso il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che si è riunito oggi in videoconferenza. Parliamo di calcio. L'obiettivo primario è la tutela della salute di tutti coloro che sono impegnati nella nostra attività, dice il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Il campionato, sottolinea una nota la Lega, è stato fermato tenuto conto di quanto previsto dal decreto dell'8 marzo e rilevato che appare opportuno tener conto delle raccomandazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità. Sempre per quanto riguarda lo sport, da Treviso, la De Longhi Treviso Basket informa di aver convocato oggi pomeriggio una nota della società, la prima squadra e lo staff nella palestra di Sant'Antonino per comunicazione alla luce delle disposizioni governative e delle conseguenti direttive della Regione in merito alle misure di contenimento del coronavirus. Il presidente Paolo Vazzoler ha comunicato la sospensione dell'attività di allenamento fino a martedì 17 prossimo 21, quindi prossimo martedì. La decisione è suscettibile ovviamente di modifiche in base agli sviluppi quotidiani e alle direttive delle istituzioni. 2 atleti della squadra, i giocatori David Logan e Jordan Parks, non si sono presentati all'attività odierna. I 2 giocatori sono stati convocati insieme ai loro compagni per la ripresa del lavoro martedì 18 marzo e mercoledì 18 marzo. In merito a questo, in merito a questa assenza di Logan e Parks, poi ovviamente si è rincorso appunto la notizia di questo giallo perché l'assenza eccetera ha poi fatto notare Vazzoler una nota, insomma ha fatto capire Vazzoler in una nota dicendo è sorprendente che in un contesto quale quello che stiamo vivendo e la criticità che stiamo affrontando ci si voglia soffermare su situazioni di dettaglio di gestione societaria. È rilevante, ha detto Vazzoler, il fatto che il CONI abbia chiesto dopo la riunione di oggi di sospendere ogni attività sportiva anche professionistica e Treviso, come tutte le altre società della Lega A, ha confermato la volontà di mettere sopra ogni cosa la salute e il bene della comunità. Oggi ai ragazzi è stata confermata la sospensione del lavoro di gruppo fino al 17 marzo affinché anche a loro sia permesso di aderire a Io sto a casa, l'hashtag insomma
il monito di stare a casa. Questo per quanto riguarda il basket, la De Longhi Treviso Basket. Allora, le scuole, lo sappiamo, chiuse fino al 3 aprile nella zona Treviso, Venezia e Padova, fino al 15 marzo invece nelle altre province, scuole comunque chiuse già da una settimana, quindi si sta rodando dove si può la lezione telematica e altri sistemi appunto per mantenere le insegnanti o gli insegnanti in contatto con gli studenti laddove sono più grandi o anche dove sono più piccole, ad esempio a San Zenone degli Ezzelini in un asilo. Vediamo. Oh, chi mi ha rubato il naso? Non sarà mica stato lo struzzo? Forse il rinoceronte? Le maestre della scuola per l'infanzia paritaria San Giuseppe di San Zenone degli Ezzelini si sono attrezzate per far sentire meno soli i bambini e le bambine in questi giorni di chiusura di tutte le strutture educative causa emergenza coronavirus e hanno coniugato la tradizione alla tecnologia. Quotidianamente noi pubblichiamo nella nostra pagina Facebook della scuola, che è Scuola dell'Infanzia San Giuseppe, dei piccoli racconti che gli insegnanti leggono, accompagnati da alcune semplici attività con materiale che le famiglie possono tranquillamente trovare in casa. Gli stessi video, le stesse attività vengono trasmesse ai genitori via WhatsApp, in modo che anche chi non possiede un account Facebook abbia modo di intrattenere i bambini. C'è questo scambio appunto di attività che ai bambini piace tantissimo e ai genitori dà un po' di sollievo e anche questa sensazione di non essere completamente abbandonati in questo periodo che è molto, molto critico. Insomma, dobbiamo imparare un po' tutti a reinventarci le giornate. Come insegnanti, come state vivendo voi questo momento? Come team di insegnanti ci troviamo un po' persi da dire cosa facciamo, come finirà. Abbiamo a cuore i nostri bambini perché appunto il nostro è sì un lavoro, ma è un lavoro di cuore e di pancia, per cui noi vogliamo bene i nostri bambini. È una situazione molto critica, diciamo, e da coordinatrice parlo anche a livello economico, anche per le scuole, sì, perché appunto le famiglie non pagano la retta, ma i bambini chi li tiene? Le scuole comunque hanno delle spese da affrontare, quindi è una situazione critica. Un po' anche una richiesta che si lancia al comune. Sì, beh certo, noi comunque con il comune di San Zenone c'è un bel rapporto di dialogo e di collaborazione assolutamente, però si cerca una situazione nuova che lascia tutti un po' così spaesati. Ed è proprio la coordinatrice dell'asilo San Giuseppe che lancia un messaggio attraverso le nostre telecamere. Sapete che le vostre maestre vi pensano sempre, non vi abbandoneremo per tutta la durata di questo periodo un po' strano e niente, vi aspettiamo a braccia aperte il prima possibile. Formazione a distanza, iniziate le lezioni telematiche per gli studenti padovani, allora siamo andati a vedere come funzionano all'istituto ENAIP professionale ENAIP di Padova che ha già attivato questo servizio. La dolcezza noi siamo pochi, lo andiamo a trovare negli ortaggi. Perché no? Il professore parla attraverso il computer, l'aula vuota, ma ad ascoltarlo ci sono tutti i suoi alunni, quasi tutti presenti, collegati dalle loro postazioni casalinghe. Andare a scuola ai tempi del coronavirus implica un viaggio virtuale, fermi seduti nelle proprie camere. L'importante però è continuare a studiare ed apprendere. Ecco come si svolgono da oltre una settimana le lezioni all'istituto professionale ENAIP Veneto, la sede è a Padova. Avvierò una cartella su Google Drive con la nostra classe. Quella cartella la useremo per scambiarci dei documenti. Dalla loro abitazione si collegano e trovano i loro insegnanti e fanno le lezioni sostanzialmente, cioè gli insegnanti danno l'opportunità anche di dare come senso di responsabilità nella presenza come cittadini e come studenti, giusto anche per sentirsi impegnati in una video lezione sulle quali poi faranno i compiti e saranno anche valutati. Boh, aspetta che alzo un po' l'altoparlante.
Ecco, allora Edoardo, spegni per piacere il microfono che parla un attimo Daniele. La formazione a distanza dura 6 ore, come una qualsiasi lezione a scuola. Gli alunni si collegano grazie ad un applicativo di Google e con testi, slide e quaderni seguono le lezioni classiche di storia, matematica e tecnica professionale. I ragazzi sono molto entusiasti, alcune difficoltà a livello mediatico ci sono state, attivare piattaforme, mail, password e quant'altro. Però per adesso sta andando bene l'esperienza, i ragazzi hanno tutti una loro postazione a casa, la presenza è quasi al 100%. Manca certo la componente dell'aggregazione, della socialità tra compagni di classe, ma è una rinuncia che si fa a fin di bene. La scuola telematica è il futuro e potrebbe essere utilizzata anche oltre le emergenze del coronavirus. La formazione a distanza succede oggi per il coronavirus, è un'emergenza, ma è una cosa fondamentale perché oggi i lavoratori, perché ENIP forma i ragazzi, noi abbiamo 4.000 ragazzi ma forma 5-6.000 adulti all'anno e queste persone, stiamo parlando di più di 10.000 persone, lavorano nelle imprese e le imprese hanno commesse all'estero e quindi la formazione a distanza serve per poter confrontarsi per esempio sulla manutenzione di un pezzo di una macchina che in questo momento è ad Abu Dhabi. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in diretta, stiamo per accompagnarvi verso la puntata di questa sera di Ring fra pochi minuti. Allora, fa sapere la Prefettura di Venezia che appunto oggi ci sono stati l'inizio dei controlli, l'abbiamo visto anche nei servizi, nel servizio di Anna Maria Parisi, insomma controlli di rodaggio, primo giorno di rodaggio per i controlli nelle 3 aree di contenimento rafforzato, le aree arancioni di Venezia, Padova e Treviso. Da domani si apprende appunto dalla Prefettura di Venezia, stiamo leggendo un lancio di agenzia, in contatto con il Viminale che coordina queste attività, i controlli saranno ancora più mirati e approfonditi, quindi utilizzate sempre l'autocertificazione ed eventualmente corroborata da una certificazione riguardo al lavoro del datore di lavoro nell'ambito appunto della esigenza lavorativa, la comprovata esigenza lavorativa. Nel frattempo torniamo nel Bellunese che non è area arancione, non è zona arancione, lo ricordiamo, per sentire le parole dell'assessore alle politiche sociali del comune di Feltre, Giulia Licastri, sulla diffusione degli avvisi sul coronavirus e quindi gli avvisi sulle modalità insomma, di contenimento del contagio, scritti in ben 12 lingue per gli stranieri residenti a Feltre. Abbiamo predisposto la realizzazione di una serie di locandine dove vengono riportati i comportamenti da tenere per prevenire il contagio per questo nuovo coronavirus. E sono state attivate molte persone, diverse associazioni anche presenti nel territorio che afferiscono alle comunità straniere, questo per fare in modo di raggiungere più persone, più cittadini possibili. E nel nostro territorio i residenti stranieri sono molti, è giusto che tutti vengano informati affinché tutta la comunità si renda responsabile e partecipe della prevenzione comune. In quante lingue e dove saranno esposti questi volantini? Per ora abbiamo raccolto i volantini in 12 lingue, quindi un numero abbastanza importante, e i volantini verranno esposti nelle bacheche comunali, nei luoghi della pubblica amministrazione e saranno ovviamente a disposizione di tutti, anche perché verranno pubblicati sui nostri canali social, che invito tutti i cittadini a continuare a seguire per tutte le informazioni più importanti. Così l'assessore Licastri a Feltre. Torniamo a parlare dell'epidemia in senso stretto, ma anche dei suoi effetti ovviamente sulle attività poi degli ospedali e delle aziende ospedaliere. A Padova abbiamo sentito i vertici dello IOV per capire come intanto procedono le prestazioni dello IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto, in questi giorni, in queste settimane, insomma tutte le indicazioni importanti che dovete sentire. Sentite. Dottoressa Bonavina, facciamo un po' di chiarezza, come sta andando l'attività dello IOV?
L'attività dello IOB sta procedendo, non posso dire con tranquillità perché i tempi non lo consentono, però sta procedendo assolutamente. I nostri pazienti vengono visti quotidianamente, continuiamo con l'attività legata alle chemioterapie perché non sono sicuramente spostabili o procrastinabili. Come tutti gli altri ospedali abbiamo un attimo allentato tutte quelle prestazioni che possono essere invece spostate a periodi migliori senza implicare alcuna problematica al paziente. Possiamo fare un esempio concreto, cioè se io ho una visita di controllo a 6 mesi dall'ultimo riscontro, se non ho particolari esigenze posso spostarla? Assolutamente sì, anzi siamo noi che quelli che vengono identificati come follow up, quindi proprio quelle prestazioni che vengono effettuate a distanza dall'episodio acuto, li stiamo spostando per evitare l'assemblamento delle persone. Se invece una persona ha un dubbio, si sente e vorrebbe avere un controllo, si può fare la visita? Assolutamente sì, perché tutte le attività dell'Istituto Oncologico Veneto sono aperte esattamente come in tutti gli altri periodi dell'anno. Quali sono le visite che state spostando per evitare il sovraffollamento degli ambulatori? Parlando di pazienti oncologici, sono quei follow-up, quindi quelle prestazioni di controllo che vengono fatte quando il paziente chiaramente non ha sintomatologie particolari. Ci sono altre prestazioni che offre lo IOV che possono essere spostate? Sì, le prestazioni che vengono effettuate dagli ambulatori, per esempio della chirurgia del melanoma, in particolare dai nostri dermatologi, che possono essere tranquillamente procrastinate anche di un mese e mezzo senza creare problemi. E poi la corsa quotidiana alle farmacie, un'altra attività presa d'assalto in queste settimane, vediamo oggi a Padova. Allora, questa rimane la gente, devo dire, entra un po' poco per volta. Abbiamo messo dei provvedimenti con delle catenelle davanti al banco in modo che non si avvicinino in maniera eccessiva, in modo che la distanza sia di 1 metro. E i cartelli di avviso alla clientela di tenere le distanze dal metro, il gel per pulire le mani. Noi da oggi che stiamo cominciando a usare la mascherina e i guanti. Mascherine, guanti e catenelle per garantire le distanze di sicurezza. Le farmacie sono in prima linea in questi giorni di emergenza. Siamo il primo punto a cui si rivolgono, il primo punto sanitario a cui si rivolgono il cittadino, perché è un punto aperto e disponibile, e devo dire che la settimana scorsa erano aperti 24 ore su 24 per tutta la settimana, per cui sì, siamo il punto più vicino al cittadino in questo momento. Io capisco che sia il medico che nei pronto soccorsi la situazione deve essere abbastanza difficile, specialmente negli ospedali. E il medico bisogna che il paziente telefoni al medico, questo lo capisco anche perché se si presenta in ambulatorio ovviamente a quel punto infetta tutte le altre persone che sono presenti. Nelle scorse ore sono arrivate delle piccole scorte di mascherine, le famose FPP2 che sono più protettive delle classiche 3 veli, più difficile trovare invece disinfettanti spray o gel igienizzanti per le mani. Non è semplice perché i gel a base di alcol non si trovano facilmente, si trovano a spot, un po' sì, un po' no. Quelli ad esempio confezioni da litro, da mezzo litro fanno fatica ad arrivare, ad esempio adesso dovranno arrivare settimana prossima. È un po' una situazione non semplice, come anche le mascherine non si trovano. Adesso questa io addosso una FFP2 che però sono introvabili e dovrebbero arrivare però delle mascherine 3 filtri però con peso piuttosto alto, a 40 grammi invece che 25 grammi. Comunque è anche vero che dicono che la mascherina dovrebbe essere usata solo da chi sta male, però per prevenzione la usiamo comunque. Elena Rocca, Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega, Andrea Zanoni del Partito Democratico, il professor Giorgio Palul, virologo di Padova, gli ospiti di Ferdinando Avarino fra pochissimo a Ring. Noi ci salutiamo e chiudiamo questa lunga edizione straordinaria di oggi. A domani.